si parte, mi raccomando, tutti attenti, anche se è un giovedì 17 aprile, ma non è venerdì 17 aprile, una giornata terribile oggi, anche stanotte un disastro, ma noi partiamo, siete pronti con 3 ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Franca Gasparini, segretaria regionale AIDO Veneto. Grazie Franca di essere qui. Grazie a te Mirella. Saluto buongiorno. anche Marco Girardo, maestro di musica, e saluto anche Nicola Zanca, sindaco di Gaiba Rovigo. Gaiba, come si dice sindaco? Buongiorno a tutti, Gaiba. Senta sindaco, a scanso di equivoci, parleremo anche di Gaiba, ma parleremo anche di un sindaco che è coinvolto politicamente in tante cose, perché se non arrivano soldi dalla politica non potete fare niente, poveretti, siete sempre in prima linea, perché forse qualcuno non ha capito che qui siamo a Sveglia Veneti, non dormono i veneti, Sveglia Veneti, e parliamo in generale un po' di tutto, perciò glielo dico già sindaco che non parleremo solo di Gaiba, ma parleremo anche di altre cose che vi interessano, perché i sindaci sono quelli in prima linea, non c'è niente da fare, perciò la ringrazio. Benissimo, noi siamo pronti a tutto. Bravo sindaco, così piace alla Mirella, no, perché forse qualcuno non ha capito come che funziona a trasmissione. Allora sindaco, partirei proprio da lei, cos'è che le fa più piacere, visto che siamo vicini a Pasqua, speriamo sia una Pasqua positiva, e quello invece che la preoccupa di più proprio come primo cittadino per le tante richieste magari che anche lei vengono fatte, anche lei purtroppo non può esaudirle tutte, ma soprattutto l'importanza dell'ascolto alle persone in questo momento, secondo me, è più importante di qualsiasi altra cosa. Prego sindaco. Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità. Allora, quello che sicuramente mi fa più piacere sia in questi giorni che in questi anni di amministrazione è l'impegno assiduo e costante delle associazioni locali, dei volontari che si mettono a servizio del prossimo e della comunità. Abbiamo diverse associazioni qui che si occupano ad esempio di servizi di pubblica assistenza come Croce Blu Gaiba, come i volontari del Nucleo Polesine ANC. Ci sono associazioni di volontariato che si occupano ad esempio a livello educativo come il Comitato Genitori di Gaiba, ma anche di sport come il Tennis Club Gaiba, che ha organizzato anche tornei di livello internazionale, e quindi ecco, siamo ben felici di vedere i cittadini che si prendono cura del bene comune in concretezza e con grande professionalità. Dall'altra, quello che mi preoccupa e ci preoccupa molto come colleghi da anni a questa parte è la compressione della spesa pubblica, dei trasferimenti agli enti locali, perché se da una parte vediamo ogni anno il debito pubblico, la spesa totale dello Stato che aumenta, e parliamo di miliardi di euro, basti pensare che in 25 anni dal 2000 al 2001 a oggi la spesa totale dello Stato è raddoppiata da 550 a circa 1200 miliardi di euro. Nello stesso periodo abbiamo visto comprimere i trasferimenti dello Stato agli enti locali di quasi il 50%, oltre a una riduzione importante anche del personale. E quindi noi ci dobbiamo far fronte, essendo un po' lo Stato sulla frontiera dell'erogazione di servizi per il cittadino, ma diamo sempre meno risorse. Ecco, questo anche in prospettiva ci pone molta preoccupazione. Stiamo attuando diverse battaglie con ASMEL, con ANCI, con i referenti politici, però insomma al momento tutto rimane bloccato. Guardi, la ringrazio sindaco e la ringrazio anche per aver mandato questo video, perché io vi invito, ma ho piacere anche di far vedere di quale località parliamo, dove si trova, com'è. Andiamo a vedere proprio questo video, volo idrovolante Gaiba, andiamo a vedere. Siamo con il sindaco di Gaiba, anche lui tra poco salirà per provare questa esperienza, perché è importante, qual è la particolarità e perché è stata voluta questa giornata. È un'iniziativa fantastica promossa dall'autorità di bacino del fiume Po, da Assonautica Acque Interne Veneto, dalla provincia di Rovigo e anche da Confindustria Venezia Rovigo. È stata scelta Gaiba in virtù del torneo internazionale Veneto Open, internazionali Confindustria Venezia Rovigo, e quindi una vetrina eccezionale per promuovere la nostra regione, il Polesine, il nostro territorio a livello mondiale. Primo volo con idrovolante oggi, abbiamo provato l'ebbrezza di volare sopra il Po, arrivati
arrivando fino al Delta. Raccontiamo questo progetto oggi che è iniziato qualche giorno fa e che proseguirà fino a domenica. Sì, è sicuramente un'esperienza che il nostro territorio richiedeva da un po' di tempo, infatti c'è stata questa collaborazione sin dall'inizio con la provincia, Assonautica e le istituzioni competenti per poter accogliere a Gaiba appunto questo progetto inerente ovviamente alla settimana del tennis e quindi vicino a questa settimana internazionale abbiamo il piacere di ospitare qui nel Club Nautico Sant'Anna di Telemaco Paramatti un idrovolante che sta consentendo a giornalisti e alle varie istituzioni di sorvolare il nostro territorio e vedere anche i nostri 6 campi di tennis dall'alto, quindi insomma un piacere anche in alta quota rispetto alle potenzialità, alle nostre ricchezze territoriali. Abbiamo provato a volare appunto sul Po e parlavamo del fatto che questo tipo di trasporto sia più ecosostenibile rispetto ad altri mezzi di trasporto. Perché si parla appunto di ecosostenibile e che differenza c'è appunto tra questi mezzi di trasporto? Beh, innanzitutto è un trasporto intermodale, quindi essendo più efficiente di altri tipi di trasporto che permettono quindi collegamenti di mezzi alternati, in questo caso con un mezzo anfibio si può collegare direttamente gli aeroporti con i porti con un unico mezzo, quindi l'efficienza stesso del collegamento permette riduzione dei tempi e quindi già questo un discorso di sostenibilità e di consumo di carburanti e quindi di impatto ambientale. Ma oltre a questo un altro aspetto è chiaramente legato alle infrastrutture, perché sostanzialmente non dobbiamo realizzare nuove piste in asfalto o aeroporti che magari creano impatto territoriale oltre che ambientale, e in questo caso l'idrovolante può utilizzare lo specchio d'acqua normale che c'è con le infrastrutture, quelle già utilizzate per la nautica, con piccole modifiche magari per renderlo agibile agli idrovolanti. E questo quindi permette un impatto di ecosostenibilità oltre che di efficienza nel trasporto intermodale, cosa che qui con le amministrazioni sto trovando veramente proattiva, perché sono impegnati in questo sviluppo di questo progetto che al momento è ancora embrionale ma si sta sviluppando veramente con buone premesse. In questi giorni si parla molto anche dei problemi del fiume Po, quindi dell'impatto che le alte temperature hanno avuto causando una grave siccità. Questo mezzo di trasporto permette inoltre di monitorare lo stato dei fiumi sia appunto per il livello di siccità che anche per i problemi di inquinamento. Come e perché è importante? Diciamo che in realtà dovuto alla visione panoramica dall'alto, con un mezzo idrovolante si ha una visione, proprio per il fatto che può volare anche a quote più basse degli aerei terrestri normali, si riescono a vedere magari differenze di colore su specchi d'acqua come fiumi, laghi o bacini idrici che possono essere oggetto di eventuale potenziale inquinamento o turbative dal punto di vista ambientale. In quel caso l'idrovolante si può in quel momento stesso anche ammarare, previo chiaramente comunicazione con gli enti preposti, e fare anche dei campionamenti. Questo è un qualcosa del monitoraggio del Po che stiamo avviando, perlomeno ho visto interesse da parte delle amministrazioni, anche ieri ne abbiamo parlato con il dottor Berselli che ha intenzione di sviluppare un progetto probabilmente anche sul monitoraggio. Ovviamente sono cose ancora in fase embrionale che, se ci sono le possibilità, le disponibilità, possono essere colte in questo aspetto, che si aggiungono quindi queste possibilità, queste potenzialità al turismo intermodale di cui parlavo prima. Allora, prima di commentarlo anche con il sindaco, volevo sentire anche Franca, perché Franca vuole dire qualcosa al sindaco e forse fare anche i complimenti. Prego Franca. Certamente sì. Allora, innanzitutto io sono di Treviso, non avevo avuto tanta possibilità di conoscere il Polesine. Ultimamente, grazie proprio all'AIDO, alla nostra associazione, sono stata diverse volte giù a Rovigo e anche in paesi abbastanza vicini come appunto Costa di Rovigo, Fratta Polesine, San Bellino. E cosa devo dire? Mi sono piaciuti tantissimo perché si respira ancora
una realtà proprio di paese, del paesino italiano, del nostro Veneto, cosa che purtroppo in altre realtà, in altre province, insomma, vedo meno. E io appunto volevo ringraziare per questi posti bellissimi, soprattutto anche per il verde, l'aria che si respira, che secondo me sono dei beni preziosi che ormai cominciano, non ci sono in tutte le zone, c'è tanto cemento un po' dappertutto. E volevo ringraziare anche per il discorso del volontariato. Appunto ho avuto modo di conoscere tante persone della provincia di Rovigo e tutte quante hanno veramente, sono stata fortunata, ho conosciuto tutte persone con un animo veramente nobile. Da un nostro presidente di Aido Veneto che purtroppo ci ha lasciato, che era Luca Cestaro, che ha fatto tantissimo per Aido, ma anche dalla nostra sezione provinciale col nostro presidente Descrovi, alle sezioni locali, al sindaco di Rovigo, e ho visto che tutti quanti proprio hanno un senso, cioè cercano di aiutare in tutti i modi quella che è la nostra comunità. E volevo anche sottolineare una cosa, che in questi paesi ci si aiuta molto. Io vedo sempre che per esempio la nostra Aido è sempre assieme ad Avis e ad Admo, e questo perché? Perché c'è sempre il solito discorso in atto. Il dono è una cosa preziosa, ma le associazioni sono diverse, ma alla fine tutte hanno lo stesso scopo. Sentiamo anche il maestro Marco Girardo cosa ne pensa del filmato, dopo parleremo anche di cosa si occupa il maestro Girardo, ma soprattutto la bellezza dei luoghi, il trasporto. Io non so, ma io devo fare veramente i complimenti a questo sindaco. Pensate cosa abbiamo visto e cosa ha realizzato. Ma se la Mirella non lo faceva vedere, magari lo farò vedere anche magari a qualche politico che si svegli un attimino per capire che forse ci si può muovere anche in maniera diversa, fare un trasporto diverso, che non c'è solo la quarta e la quinta corsia, ma ci sono anche questi mezzi meravigliosi, velocissimi, via mare, via acqua, via fiumi, che abbiamo dei fiumi meravigliosi. Sì, maestro, cosa dice? Ma dico che sicuramente non c'è abbastanza marketing che aiuti la pubblicizzazione, e veicolare un pochettino queste cose possono essere molto interessanti dal punto di vista turistico. Io da Veneto orientale, perché sono al confine con il Friuli, sono un po' distante dalla provincia di Rovigo. Nonostante questo, proprio come Coro Luca Lucchesi, abbiamo un ricordo fantastico della provincia di Rovigo, perché abbiamo fatto nel 2022 il Festival della Coralità ad Adria, ricevendo un premio importante, e quindi la provincia di Treviso per noi, di Rovigo per noi è un ricordo bellissimo. È molto bello vedere queste realtà che sviluppano l'ecosostenibilità, che è un tema che ai giorni nostri è primario, di primaria importanza, e forse a grandi livelli non viene fatto abbastanza. Ecco, bisognerebbe fare di più, e quindi queste iniziative, che sono tutto sommato molto in carico al volontariato, danno veramente lustro. Sindaco, ha sentito che bei complimenti ha ricevuto anche da Mirella, ma tantissimo, perché veramente io sono dell'idea che dobbiamo anche cambiare registro, usare la tecnologia che ci permette veramente, come si può arrivare in cielo, si può arrivare anche via fiume, via mare, come fanno in altri stati. Li vediamo questi mezzi, siamo noi che siamo fermi solo il treno, aereo solo per spostarsi. Ecco, adesso per andare anche, avete visto, elicotteri sulle piste da sci, mentre dovremmo pensare ai nostri meravigliosi porti che abbiamo da nord a sud e da est a ovest. Prego, sindaco. Beh, innanzitutto ringrazio gli ospiti, ecco, per la gentilezza. Diciamo che questo progetto è stato un grande lavoro di squadra, come avete percepito, ecco, dal filmato, quindi un lavoro con Assonautica, l'autorità di bacino, la provincia, Confindustria Veneto Est,
e il nostro vice sindaco Asia Trambaioli, che ha seguito il progetto in virtù della delega sulla valorizzazione territoriale. Questa è un'opportunità non solo per Gaiba, ma per tutti i paesi che si affacciano su un corso d'acqua, in particolare nel nostro caso il fiume Po, che ricordiamolo è il fiume più grande, più lungo d'Italia, e quindi offre anche questa opportunità non solo di natura commerciale per le imbarcazioni o turistica, ma anche ad esempio per idrovolante che viene già utilizzato in altre località magari più prettamente turistiche, come ad esempio il lago di Garda, il lago di Como o anche in regioni del sud Italia, e quindi abbiamo avviato questa sperimentazione 3 anni fa che ritornerà in ogni caso a prendere concretezza domenica 4 maggio all'interno di un progetto finanziato dal Ministero del Turismo, un progetto denominato Borghi Fluviali, dove il comune di Frattapolesine, sempre in provincia di Rovigo, è il comune capofila con il sostegno della provincia di Rovigo insieme ad altri 16 comuni, e dove realizzeremo varie iniziative per valorizzare i nostri piccoli ma vivaci comuni, sicuramente con delle belle comunità, come si diceva prima. Faccia un po' di pubblicità, Sindaco, la prego, perché è una cosa bellissima quella che sta dicendo e merita veramente di essere supportata, perché sono importantissime queste iniziative. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao caro Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Intanto voglio dire che il fiume Po è un'arteria che si mettesse a posto, perché il problema del Po non è tutto navigabile, perché è stragrande. Il governo dovrebbe mettere a posto il Po, perché il Po portaria fuori il marittimo in porto e portaria tonnellate di roba, ma nei momenti che su certi punti non passa e navi e cose, perché è messa in tasano, perché non c'è più rancurà come che era 50 anni fa. Questo è il discorso, ma poi è un fiume che ha una potenzialità, che può fare quello che vuole. Poi è gente del Po, è gente cordiale, gente che lavora, gente normale, gente che sa cosa che vuol dire lavorare, che capivo Mirella. E ora quella gente è comune che in Puglia non c'è gente che si come mai in banco, perché c'è tutto a faticare. E poi vedo l'acqua, ma c'è la fatica a tenere un fiume anche a dove tirare le barche e ori, tenerlo pulito, fare tutti questi lavori, non è facile. E devo vederlo, ma tenerlo in ordine, so cosa che vuol dire. E dopo che il popolo del fiume, che puoi fare quello che vuoi, perché con gli elicotteri ti va, che non esiste strutture, però esiste un accordo che portaria una roba importantissima, va una cosa che cavalleria del camion per la strada. E dopo voglio dire che la signora Dell'Aido mi fa piacere vederla, perché viene ancora. E con quello che ha fatto per gli altri, signora, e a fare una roba, guarda, e bisogna divulgarlo, per farvi sapere questi organi che potremo morire quando che morimo in serve, bisogna divulgare queste robe, non divulgare il formaggino mio o che stupirai che ne fa mai al paese televisione. Questi sono le robe importanti. Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti adesso perché ho tanti ospiti, se no non ce la faccio, tra la pubblicità e anche che devo mandare, che ogni volta foro, però capite l'importanza anche di vedere e di ascoltare queste persone. Allora, Franca Gasparini, cosa dire di questo AIDO che si sta allargando sempre di più grazie anche alle donazioni, perché bisogna dire anche che un po' alla volta stiamo iniziando a vedere anche dei numeri diversi. Allora, l'11 aprile abbiamo avuto la giornata della donazione dei trapianti e devo dire che è andata molto bene perché abbiamo raddoppiato rispetto all'anno prima. In pratica, in queste giornate di sensibilizzazione, spero ci avrete visto perché siamo usciti dappertutto, un po' dappertutto. Cos'è successo? È successo che soprattutto i giovani, soprattutto ragazzi fino ai 35 anni, hanno detto sì tramite la nostra app che è Digital AIDO.
E quindi abbiamo avuto che in queste giornate dall'11... Vediamo anche le foto, sì, Franca, che il nostro bravo regista ha trovato. Dall'11 al 14 abbiamo avuto 2024 sì in più. Sono tanti. Noi abbiamo fatto un po' di tutto. Allora, la Aido Veneto ha iniziato mandando fuori 380.000 sacchetti per il pane e tutti i fornai hanno aderito, ma sono stati anche molto, molto carini, molto empatici con noi, proprio sono stati contenti di poter collaborare, perché alla fine la gente è buona e è anche questo il messaggio che io voglio dire, cioè mi rendo sempre conto di più che le persone vogliono aiutare, vogliono sentire cose buone, vogliono positività. E quindi abbiamo iniziato con questi sacchetti che hanno avuto un successo enorme e poi l'11 aprile abbiamo fatto proprio a Rovigo, al Teatro Sociale, un concerto che è stato ideato da diverso tempo. Un nostro volontario che è Mirko Bernardinello, che salutiamo e che ringraziamo tantissimo per il suo contributo, ha portato avanti l'idea e lui diciamo è riuscito a contattare un'orchestra, che è l'Orchestra Sinfonica del Veneto, per portare avanti questo progetto che alla fine ha dato dei risultati meravigliosi. Innanzitutto il Teatro di Rovigo, un teatro che parla di storia. Non so se abbiamo qualche immagine, chiedo alla regia, comunque tu continua a parlare, intanto vediamo, eccolo qua, bravissimo Italo Morao, eccolo qua. Ecco qua, questa è la serata. Allora, già il teatro è una bomboniera perché era bellissimo. Abbiamo avuto anche il suo direttore qui presente. Sì, sì. Che salutiamo. Allora c'era il direttore d'orchestra, era Stefano Romani, poi c'era il tenore Cristian Ricci e la presentatrice che è Federica Morello, e noi li ringraziamo tantissimo per la loro grande collaborazione. Ecco qua, allora qui abbiamo Mirko assieme a delle eccellenze del Veneto, perché c'è il professor Gerosa, che è un trapiantatore, insomma, anzi diciamo ha ricevuto la medaglia d'oro dal presidente Mattarella da pochissimo. Poi c'è il professor Zanatta, che è della rianimazione di Treviso, e il dottor Feltrin, che è il direttore generale del coordinamento nazionale trapianti. E tutti assieme hanno dimostrato cosa si può fare oggi con la medicina, perché ormai Mirko sta benissimo, è rinato e usa tutto il suo tempo per divulgare quella che è Aido. Queste due signore sono Marica Bellunato, che tra l'altro è una nostra consigliera del gruppo intercomunale di Treviso e Silea, e la signora Barbara Perpenti. Ecco, Marica ha raccontato la sua storia. Lei è la compagna, la moglie di un donatore, di una persona che ha donato tutti gli organi, a parte i polmoni, insomma, e ha raccontato la sua storia toccante, e noi siamo grati a tutti quei donatori e alle loro famiglie che con la loro grande sensibilità sono riusciti a riportare ad una vita normale tutte le persone in attesa di trapianto, che adesso siamo 8.174. Bravissima, bravissima Franca Gasparini, e queste importanti iniziative per divulgare sempre la parola donazione. Donare. Maestro Girardo, noi abbiamo visto questo teatro bellissimo a Rovigo, abbiamo visto questi ragazzi, queste persone che suonano. Io volevo salutare anche Tullio Giacomini, che qui a Treviso aveva messo in piedi questa importante orchestra, che anzi doveva suonare per il professor Gerosa, ma purtroppo ha dovuto scioglierla
perché non ha avuto il supporto non solo adeguato come economico, perché lui non aveva neppure chiesto questo, aveva chiesto una sede dove poter far suonare questi ragazzi che avevano un'età dai 14 ai 22 anni, per far capire l'importanza della musica e della cultura. Ma perché si fa così fatica ad avere questi spazi, maestro Girardo, nonostante i tantissimi teatri che abbiamo non solo nel Veneto ma in Italia, tutto chiuso, tutto a pagamento, ecco, fanno pagare anche il mondo delle volte del volontariato quando viene richiesta, ma soprattutto, ecco, questi giovani che non hanno la possibilità di avere una sede per suonare, non si riesce a fare rete assieme, è molto difficile. Cosa vuole dire Girardo? Allora, sicuramente noi siamo stati la culla della musica, da Rinascimento ma anche prima, e ce la siamo un po' scordata. Tutta la storia della musica italiana e europea, ma l'Italia è veramente stata il baricentro mondiale per tanti secoli, e io dico che bisogna ripartire dalle scuole, e si fa sempre un po' fatica perché gli istituti scolastici non sono molto sensibili a questo tema. La musica va fatta. Scusa Girardo, lo ripeta per cortesia, perché se lo dico io è una cosa, ma se lo dice lei è un'altra cosa. Ripeta, molti, non tutti, perché no, ci sono delle eccellenze, ma che sono veicolate dal singolo maestro, dalla singola persona che costruisce attorno a sé, e delle realtà importanti. Lasciamo perdere un attimo queste singole, e per fortuna che ci sono realtà. Per il resto le scuole italiane non fanno musica, o ne fanno pochissima e la fanno male. Dovremmo qui sì un po' imparare da tanti paesi che stanno in Europa come noi, ma anche in altre parti del mondo, dove la musica è una materia allo stesso livello di tutte le altre, non è considerato un qualcosa di serie B, non è considerato solo un puro passatempo, non è considerato solamente un intrattenimento, un pochettino così da 1 minuto e mezzo da social network, ma in realtà dovrebbe essere innanzitutto divulgazione. Il maestro Abbado diceva che suonare in un'orchestra, cantare in un coro è un po' una metafora della vita, perché tutti abbiamo la nostra parte, tutti abbiamo il nostro spartito, abbiamo la nostra parte da suonare che è diversa, ognuno ha la sua, però tutti assieme creiamo quell'armonia che ci fa andare avanti, e dovremmo un attimino fare tesoro di queste parole. Come coro Luca Lucchesi a Motta di Livenza, nel nostro piccolo, comunque siamo una realtà che esiste dal 1971, fondata da un frate francescano all'interno del santuario, che sicuramente tanti degli ascoltatori conoscono, la Basilica di Motta. Quest'anno per lo più anno giubilare, porta avanti l'attività musicale pur da 53 anni, ormai 54, e da settembre abbiamo aperto le porte anche a un coro di voci bianche, e quindi al sabato mattina, tutti i sabato mattina ci troviamo a fare le prove. Ecco qua, guardi cosa ha trovato il nostro bravo regista Italo Morao. Eh sì, questa è una nostra esecuzione in uno dei concerti proprio in santuario, tra l'altro. Speriamo con questa iniziativa, che ha raggiunto un grande successo, perché in pochissime settimane sono arrivati ben 18 ragazzini dalla prima elementare alla prima media, quindi dai 6 agli 11-12 anni. Abbiamo 18 ragazzini. E sabato 3 maggio faremo questo concerto, questa serata speciale all'interno del chiostro del santuario, che è un luogo magico, pieno di affreschi, meraviglioso. Speriamo che il tempo sia un po' meglio di quello di questi giorni. Ultimamente San Piero si è molto arrabbiato, maestro, posso assicurarvi che ultimamente San Piero si è io che fa da tramite, però è molto arrabbiato. Speriamo Abbiamo bene. Sandra da Padova, poi continuiamo, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti, complimenti alla signora, perché è veramente bello il donare gli organi. Io non lo so, a una certa età, io se sono disposta do anche i piedi o do tutto, non mi interessa, per fare del bene, per far rivivere qualcuno, qualche giovane, qualche amare, qualche malattia. E complimenti al maestro. Io
quando ho fatto gli avviamenti commerciali all'epoca c'era la musica. Io non sono aggiornata adesso cosa ci sono alle medie unificate, che per me è stata una stupidata, però se c'è ancora la musica, ma io me la ricordo, ho fatto 3 anni la storia della musica, il solfeggio, e avevamo un professore che era cieco, che era bravissimo perché aveva una sensibilità enorme, e cioè io mi chiedo, ma perché la musica, come ha detto il maestro, bisogna metterla come materia? Perché fa parte della storia nostra, cioè la nostra storia. Io amo la musica lirica, classica, anche la moderna, gli anni 70, 80, perché abbiamo avuto dei cantanti stupendi che ancora adesso li vivono, fanno ascoltare le loro canzoni. Allora, io mi chiedo, sti ragazzi con sto rap, per carità, sono cambiati gli anni, però non mi pare che cantino, non mi pare che parlino, però questo è un giudizio mio. Io non voglio mettermi a confronto con un giovane di 18, 15, 20 anni, però io credo che la musica intanto è un'arte, primo, e secondo, in America io ho visto dei documentari che fanno le opere alla mattina, nei teatri alla mattina, e hanno sempre l'esaurito. Cioè, perché non ne facciamo? Dirò anche un'altra cosa però, e dopo chiudo. Io sono andata a vedere diverse opere qui al Verdi, sono andata anche al Politeama di Napoli perché ero lì per lavoro, e c'era come si chiama? No, l'opera Signore dei Campanelli, ecco, però è stato simpatico, gradevole, cioè, quello che voglio dire è perché non fanno nelle scuole, e dopo c'è anche un discorso di costo, perché andare a vedere un'opera qui al Verdi, dico a Padova, ha un costo, Mirella, e l'ho mica appena tutti detto. e questo è. Allora, organizzare magari un'associazione che possa contribuire e prendere delle scuole. Grazie Sandra, devo chiudere perché devo andare anche in pubblicità. Buona Grazie cara Sandra, sentiamo il maestro come commenta la telefonata di Sandra, poi andiamo in pubblicità. Certo, la musica nei teatri, è vero, alle volte c'è l'impressione che sia un pochettino esclusiva ed effettivamente bisognerebbe fare molto di più per renderla fruibile a tutti. Ci sono sempre poche, ma ce n'è qualcuna, iniziative sui teatri al mattino. Ogni tanto viene portata qualche scolaresca, ma è sempre troppo poco, è qualche goccia qua e lì che aiuta un pochettino a stuzzicare magari quella che può essere, non so, la curiosità dei più curiosi, di qualche bimbo, di qualche ragazzo, ma è solamente con la costanza settimanale che si riesce a ricreare poi un qualcosa che dura nel tempo. Non dobbiamo diventare tutti musicisti, non dobbiamo fare della musica la nostra professione, però il conoscere un po' la musica ci permette di essere persone migliori nella vita, si pensa. Bravissimo maestro, bravissimo. Pubblicità. Allora, Sindaco Gaiba, io volevo... Sì, Sindaco Gaiba, ma proprio forte Mirella. Allora, Sindaco invece Zanca, io volevo farle vedere queste immagini, che è il Sindaco di Gaiba, che abbiamo fatto domenica con il villaggio delle associazioni. Guardate, guardate che belli, nonostante la pioggia che c'era. Tutti hanno preparato come fosse una giornata meravigliosa. Allora, siccome abbiamo pensato di fare un villaggio delle associazioni itineranti proprio per far conoscere queste associazioni, per metterci assieme finalmente, cercare di raggiungere anche quei giovani che non ci conoscono, che non fanno volontariato, di far vedere i posti bellissimi. Ecco, questo è il nostro fiume Sile.
guardate che bello, guardate che se anche qua non ci starebbe bene quello che abbiamo visto, perché non venire anche a Rovigo, magari tutti assieme a sorvolare questo fiume, a far provare i diversamente agili, come richiama la Mirella, non solo il treno, la barca, ma far provare anche l'idrovolante. Veniamo da lei, veniamo a Gaiba, sindaco Zanca, cosa dice? Assolutamente, vi aspettiamo con grande gioia. Sarebbe un'opportunità meravigliosa perché magari nelle piccole comunità abbiamo alcune associazioni ma non sono tutte rappresentate. Ad esempio a Gaiba abbiamo Avis, la sezione Gaiba, che è molto attiva, però ad esempio non abbiamo ADMO e AIDO, e quindi sarebbe un'opportunità anche per divulgare queste associazioni, ma anche altre che si mettono a disposizione. Credo che il mondo del volontariato faccia fare quel salto di qualità alle comunità, sia in termini di benessere, in benessere delle relazioni, sia in termini proprio di qualità della vita a livello locale. Ci si sente parte ancora più integrante in una comunità quando ci sono delle associazioni attive, perché le persone, specialmente le più fragili, non si sentono sole, e questo assolutamente è un grande paracadute sociale, e al tempo stesso dà più energia, qualità della vita, e assolutamente aumenta il benessere delle nostre piccole comunità. Vedi cosa abbiamo portato su questo fiume Sile che avete visto, con queste immagini dall'alto, bellissimo, per far capire l'importanza di unirsi, perché forse anche la storia ai nostri ragazzi va spiegata in maniera diversa, non solo in classe ma anche all'esterno, con questi valori delle tradizioni della nostra storia, perché sì, la tecnologia adesso, ma è partita da là la tecnologia, da quelli annesi. Cosa dice, Sindaco? Sì, diciamo che tutte queste sono delle opportunità per rigenerare i nostri territori. Abbiamo un grande bisogno di attivare circuiti sociali e al tempo stesso di riuscire a condividere quelle che sono le eccellenze, come stiamo vedendo, ecco, in questo meraviglioso reportage, in questo video. È un modo sicuramente anche per attrarre nuovi residenti, nuove famiglie, e far capire l'importanza che ci può essere anche vivere in una comunità, in una piccola comunità, che attraverso le associazioni, le realtà locali sicuramente diventa più attrattiva. Allora, state vedendo le immagini di domenica di queste tantissime associazioni che si sono riunite per dare un segnale anche alla politica, vero Franca Gasparini? Noi ci siamo in tanti, siamo uniti, abbiamo bisogno del vostro ascolto, perché ultimamente non è che la politica supporti molto il mondo del volontariato e dell'associazionismo. Cosa dice, Sindaco? Come mai non riescono a capire che forse è la cosa che li tiene in vita anche voi amministratori, perché se non aveste il mondo del volontariato e dell'associazionismo non so come fareste, perché basta alzare il telefono e i volontari arrivano, le proloquo e tutto quello che veramente contribuisce a far sì che questi paesi vivano. Prego, Sindaco. Guardi, ha completamente ragione, anzi io rincarerei la dose, nel senso che senza associazioni, senza volontariato il paese muore, diciamoci, perché l'amministrazione del comune può ottemperare quelli che sono i doveri su, non so, esercizi per gli uffici, per quello che riguarda i lavori pubblici, ma poi il mondo del volontariato che fa vivere le comunità. Abbiamo una difficoltà ormai strutturale a sostenere le associazioni, perché, come dicevamo prima, abbiamo sempre meno trasferimenti dello Stato agli enti locali, e questo ci pone in seria difficoltà non solo per dare un piccolo contributo di riconoscimento economico alle associazioni di volontariato che fanno tantissime attività e quindi di fatto danno un'opportunità di vivere alla comunità, di dare un aiuto alle persone più fragili, più bisognose. Al tempo stesso non riusciamo nemmeno a garantire in tante realtà, in tante piccole realtà, quelle che sono le manutenzioni ordinarie o straordinarie. Quindi siamo costretti a partecipare in modo assiduo alle cosiddette lotterie dei bandi, dove magari manca il cofinanziamento, eccetera, quindi siamo sempre in enormi difficoltà poi per eseguire lavori pubblici, quando queste realtà meriterebbero sicuramente più riconoscimento.
Allora, come vede, queste immagini servono a far capire, noi non avevamo domenica i cittadini, perché con quel tempo là, di sicuro, anche se fosse stata una giornata di sole, ne avremmo avuto tantissimi, perché passeggiare lungo il fiume Sila è diventato un rito, diciamo, giornaliero. Quello che volevo far capire e chiedere a Franca, cosa vuol dire stare assieme? Io ho invitato le associazioni a incontrarsi, non stare solo nel proprio gazebo, ma scambiarsi le idee, le opinioni. Questo teatro degli oppressi ha cercato di fare questo, ha cercato anche di interagire tra di noi, perché si interagisce poco. Anche nelle manifestazioni, nelle ricorrenze, quando si va nelle piazze, ognuno nel proprio gazebo, ma ci si ferma là. Invece dobbiamo scambiarci. Questa è stata proprio una giornata di scambio di opinioni tra associazioni. Cosa hanno detto i volontari AIDO? Franca Gasparini e tuo marito, che è stato meraviglioso. Suo marito Giorgio diceva: anche se piove noi siamo il sole oggi, qual è il problema? Avete visto tutto preparato come fosse una giornata meravigliosa. Prego Franca Gasparini. Allora, l'evento è stato meraviglioso e soprattutto il suo significato, perché noi come associazioni dobbiamo metterci in testa che non siamo... Allora riprendi, sì. Perché forse non avevano... ecco qua, vai. Allora io volevo dire che è stata una manifestazione meravigliosa e sentita da tutti quanti, e quello che balza, ma che è veramente importante, è che noi dobbiamo innanzitutto uscire. Le associazioni devono uscire, devono farsi vedere. Ma farsi vedere perché? Perché devono essere da esempio soprattutto verso quella fascia della popolazione che purtroppo si è un po' adagiata, si è un po' intristita e non capisce cos'è invece il vero significato della solidarietà, dello stare assieme. E per solidarietà, per essere vicini agli altri, dico anche questo, che gli altri siamo noi. Per esempio, faccio un esempio semplicissimo, io sono una nonna e vado spesso al Parco dei Moreri. Il Parco dei Moreri è gestito da un'associazione che è la Polaris, che ringrazio tantissimo. Ecco, io là mi sento accolta, mi sento a casa, perché hanno ricreato un ambiente dove ci si sente bene, dove si è sereni, dove i bambini possono giocare, dove non ci sono tanti pericoli. Ecco, questo è fare associazione, cioè è essere tutti assieme per dare al cittadino qualcosa di nuovo, di positivo, che si possa vivere meglio. Adesso noi si vede l'AIDO, noi di AIDO, vediamo per carità, anche Giorgio, il marito di Franca, che salutiamo. Siamo impegnati nella sanità, però siamo anche aperti a tutti, perché da soli non si va da nessuna parte. Invece tutti insieme possiamo veramente un po' alla volta cercare di fare qualcosa per tutti quanti. Ecco, io stessa dico, sto usufruendo di un servizio meraviglioso. Adesso qua vedo il presidente del CONI e anche lo non è il presidente, è il coordinatore provinciale. E anche lo sport aiuta moltissimo, aiuta soprattutto i ragazzi giovani, e dico anche che attraverso le associazioni speriamo di portare l'esempio perché questi giovani veramente comincino anche loro a sentirsi partecipi di una società, perché il volontariato è meraviglioso. Il volontariato aiuta tutti quanti, perché siamo tutti quanti che abbiamo bisogno, siamo degli animali sociali, quindi abbiamo bisogno di stare assieme, e per i giovani può essere veramente l'opportunità per crescere e anche per sviluppare dei valori che sono fondamentali. Allora, Marco Girardo, vedendo queste immagini, voi avete visto, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere la giornata di domenica, perché è stata speciale in tutti i sensi. Più di 80 associazioni hanno partecipato, con gazebo, senza gazebo, per cercare di dare anche il loro contributo e soprattutto far capire che l'unione fa la forza. Vedendo queste immagini su questo fiume bellissimo, prima abbiamo visto il Po, poi abbiamo visto questo Sile, ne abbiamo altri tantissimi. Cosa le viene in mente? Anche fare i concerti in queste
oasi meravigliose che abbiamo, ma perché sempre al chiuso e tutto al chiuso? No, mi viene veramente da dire, perché veramente si può, come dice il nostro Rinaldo, si può fare il mondo con quello che abbiamo, la fortuna che abbiamo a 2 passi da casa in tutte le città. Poi vorrei sentire anche il sindaco, e invece non si sfrutta, anche d'estate, agosto è tutto chiuso, non c'è un centro estivo, qualche sagra in giro fortunatamente, perché i sindaci riescono a capire l'importanza di continuare con questa tradizione, dove c'è una marea di gente che partecipa, perché la gente ha bisogno di stare assieme. Ma la cultura, maestro Girardo, dobbiamo portarla fuori, se no stiamo perdendola, perché le scuole, perché gli amministratori, perché intanto perdiamo i ragazzi. Prego. È giusto, no, vedendo quelle immagini meravigliose mi è venuto in mente il Festival Lucchesi a Motta di Livenza l'anno scorso. Tra i concerti che sono stati organizzati, uno è stato organizzato proprio nel Parco Spinade a Motta all'alba, alla mattina, quindi verso le 6:30 c'è stata questa orchestra barocca che ha suonato e c'era tantissima gente, nonostante l'ora fortunatamente era luglio, quindi il tempo era favorevole, ed è stata una bellissima iniziativa del Festival Lucchesi. Si può fare di più, si deve fare di più, su questo non c'è dubbio, e quindi potrebbe essere, noi a Motta abbiamo Livenza, che è un fiume meraviglioso, anzi la città dei 2 fiumi, perché poi il Monticano entra nella Livenza a un certo punto, e quindi potrebbe essere un'idea per il futuro, per organizzare un qualcosa che possa legare anche la nostra musica nel verde e nella natura. Sentiamo anche il sindaco come commenta, sindaco Zanca, cosa dice di queste idee. Va bene, non abbiamo gli spazi, andiamo fuori dove gli spazi ci sono, però sempre autorizzati dai sindaci, per dire la verità. I parchi, poi abbiamo anche i parchi, i responsabili dei parchi, ma noi ci siamo però. Cosa dice il sindaco? Beh, innanzitutto faccio i complimenti anche al maestro Marco Girardo per l'iniziativa e soprattutto per la sensibilità che traspare dalle sue parole. E proprio a Gaiba, il 4 maggio, all'interno dell'iniziativa che vi citavo prima con Idrovolante, avremo casualmente alle 6 all'alba un concerto di musica classica proprio a ridosso del fiume Po, quindi con un panorama sicuramente d'eccezione, insieme a degli orchestrali del Conservatorio di Rovigo. Quindi anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di valorizzare dei meravigliosi spazi all'aperto attraverso la musica. E vediamo anche la locandina, eccola qua. Prego. Ecco, non è solo un'iniziativa, diciamo così, spot, questa nel senso casuale. Abbiamo già altre iniziative durante l'anno dove cerchiamo di valorizzare la musica, dove cerchiamo di valorizzare artisti anche internazionali. Ad esempio ogni autunno ospitiamo una tappa della Tournée Internazionale Giovani Talenti in collaborazione con ICS Veneto, e vengono a trovarci musicisti sia italiani che dall'estero, e quindi con uno spessore anche musicale sicuramente di rilievo. Diciamo che l'opportunità della musica come opportunità di crescita, specialmente per i bambini e i giovani, è un'occasione irripetibile per aprire la mente, per crescere sicuramente in modo più sano e sviluppare sicuramente una creatività e un'intelligenza propositiva. Ci sarebbe bisogno, soprattutto nel mondo della scuola, di avviare dei percorsi più strutturali fin proprio dalla prima infanzia. Sicuramente sarebbe una positività per tutti questo. Allora io vorrei rivedere le locandine, perché le locandine sono molto chiare. Vediamo la regia se ce le rimanda di questo concerto del 3 maggio per far capire l'importanza di quello che stiamo vedendo, perché io vorrei che andasse in onda anche quando parla
il sindaco Zanca, perché siamo là, è quello l'obiettivo, è far capire che la gente risponde anche se lo fai alle 6 della mattina, perché abbiamo persone molto colte che di musica se ne intendono, che di concerti se ne intendono, e quando c'è qualcosa loro partecipano, perché abbiamo sentito non solo quello che ha detto Marco Girardo, ma anche quello che ha detto il sindaco Nicola Zanca: faremo questo concerto all'alba, eppure le persone ci sono. Ma chi è che non capisce? Prima lo chiedo al sindaco. Sindaco, allora quanti anni è che è sindaco in questo paese? Attualmente sono al secondo mandato, quindi da 6 anni. Ho cominciato nel 2019 quando avevo 34 anni. Vede sindaco che ha seminato bene e la gente ha capito e l'ha rieletto, perché fortunatamente con i sindaci abbiamo ancora la forza che se seminano bene si raccolgono poi veramente non vento, ma si raccolgono i numeri per riprendere il percorso fatto, che il cittadino è molto attento e se il sindaco fa male lo manda anche a casa, come è successo anche a Treviso, che non ha preso, ma non più di una volta, e non solo a Treviso, perché per loro non aveva dato le risposte che magari pensava di avere. E forse quello che noto è anche che sono sindaci giovani, Marco Girardo, che hanno un'altra prospettiva di vita, hanno un'attenzione diversa, ecco, a quelle che sono la cultura anche ambientale. Cosa dice Girardo a questo sindaco? C'è una sensibilità diversa, effettivamente è vero. Poi ovviamente la sensibilità può stare anche nelle persone con qualche anno in più, però secondo me è bellissimo vedere sindaci così giovani. Anche a Motta c'è un sindaco molto giovane, Alessandro Righi, anche lui è al secondo mandato. Ospite. E quindi c'è Salto, che è un comune attaccato a un altro sindaco molto giovane, San Polo di Piave. Quindi fortunatamente abbiamo queste persone che hanno un input dentro di sé che le dice di fare qualcosa per la comunità e di farlo per lunghi anni, e quindi è un impegno importante. Grazie. Allora Franca Gasparini, ormai siamo in chiusura, come ci saluti, che numeri vuoi dare, cosa vuoi dire che magari non hai detto? Sì, innanzitutto vi ringrazio per la grossa opportunità e soprattutto perché Mirella ci sta dando una mano grande, è un supporto per noi, un grande aiuto proprio per poter far conoscere la nostra associazione. Niente, io volevo dire che sabato ci siamo lo stesso, sabato siamo al Palaverde alla partita di basket, questa volta è stata organizzata dal coordinamento regionale trapianti assieme all'Aido Veneto, però una grossa mano ci è stata data anche dall'Aido provinciale di Treviso, e saremo lì, ci sarà la Lamborghini per far vedere insomma il trasporto di organi che viene fatto anche via terra con questa macchina che piace un po' a tutti, ecco, diciamo, è un po' la nostra mascotte. Ecco questo. E poi volevo anche segnalare che a proposito di musica, noi saremo il 19 giugno alla chiesa di Santa Caterina, questa volta con Asolo in musica. E niente, noi siamo disponibili a fare rete con tutti, perché per noi è importante la nostra associazione, per l'amor del cielo, però come ripeto, da soli non si va da nessuna parte. Grazie a Franca Gasparini, veramente grazie, coordinatrice Aido regionale. Sentiamo come ci saluta Marco Girardo, maestro di musica. Beh, intanto innanzitutto grazie per l'invito e per aver parlato così tanto di coro. Colgo l'occasione quindi per invitare tutti a questi 2 concerti. Sabato 3 maggio ci sarà l'esordio da soli della nostra sezione di Voci Bianche per questo concerto che parla di canti e di fiabe, che avrà Erika De Pieri come ospite ed Elisa Buosi al pianoforte. E poi al concerto invece del coro Luca Lucchesi sabato 24 maggio un'opera di Franz Joseph Haydn, la Missa Cellensis, un'opera per soli, coro ed orchestra, una meravigliosa orchestra barocca in santuario, sempre all'interno. Speriamo di avere sempre la solita grande risposta dal pubblico, magari ancora di più questa volta.
uscite, sentite quante cose belle, partecipate, se non avete i mezzi chiamateci, che noi come volontari vi veniamo a prendere, vi portiamo, chiamateci. Sentiamo come ci saluta il sindaco Nicola Zanca, sindaco di Gaiba, Rovigo. Prego sindaco. Innanzitutto grazie ancora per l'invito e l'opportunità di raccontare di Gaiba, delle sue iniziative, del mondo del volontariato. C'è una tendenza sempre più consolidata che è quella di spostarsi e vivere nelle piccole comunità, nei piccoli comuni. Sicuramente è un palcoscenico meraviglioso per vivere in modo entusiasmante la comunità, ma anche al tempo stesso per esprimere i propri talenti. Un collega sindaco mi ricorda sempre questa frase, che sono i piccoli comuni a fare grande l'Italia. Bravo, bravo sindaco, ha fatto bene a dirlo, ecco perché delle volte siamo un fia in baucai, così ha detto mio ospite, chi veneti si un fia in baucai, mentre questa mattina vediamo che forse qualcuno si è svegliato. Grazie, grazie, pubblicità.
arrivata la Pasqua qui al banco. Sì, difatti ieri abbiamo preparato perché le persone diciamo vivano un po' l'atmosfera e la nostra Pasqua. Qui abbiamo una mega donazione. Sì, abbiamo la donazione dell'Asolo Food, del signor Giuseppe e della sua famiglia, che li ringraziamo tantissimo. Abbiamo 2644 confezioni, praticamente quasi mezzo quintale di crostoli. Poi c'è tanta cioccolata. Sì, ce l'ha donato l'Asse Caffè di Rosà, tutta questa cioccolata per Pasqua, e noi la doniamo e sono tutti contenti per i loro bambini per avere anche loro la cioccolata. Cose da mangiare ma anche oggetti utili. Sì, sempre la stessa ditta ci ha regalato queste borsette che sono oggetti molto utili, sono molto graditi dalle signore. Donazioni da parte di aziende ma donazioni anche da parte di privati. Sì, che oltre agli alimentari ci portano anche degli oggetti. Per esempio la settimana scorsa ci hanno portato questi fermagli per i capelli per le bambine che noi stiamo distribuendo e facciamo contente mamme e bambine. Tra le donazioni grande successo riguarda il vestiario. Sì, abbiamo avuto tante donazioni che abbiamo il magazzino pieno e al momento siamo costretti a sospendere la raccolta. Qui siamo nella parte dei generi alimentari, anche qui tante aziende, però anche tanti privati. Sì, ogni martedì dalla mattina un continuo di persone che ci portano piccole borse della spesa e contribuiscono così a fare la grande borsa della spesa che noi distribuiamo il mercoledì. Orario che cambierà con il mese di giugno. Sì, con l'allungarsi delle giornate allungheremo l'orario dalle 9 alle 5 del pomeriggio. Così anche le persone col grande caldo possono venire più tardi. E questo è un carrello tipo? Sì, questo è un carrello tipo che noi distribuiamo ogni mercoledì alle famiglie che vengono qui al Banco Solidale. E per finire gli auguri. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti e in particolare a quelli che ci aiutano con le loro donazioni ed anche a quelli che ci sostengono sempre con il 5 per 1000. Allora io, oltre a ringraziare la nostra tesoriera Grazia Deotti e tutti i volontari che dal 2010, pensate, distribuiscono con questo Banco Emporio Solidale per aiutare le famiglie in forte difficoltà, non era mai successo come da 2 o 3 anni a questa parte, numeri che crescono sempre di più e come ripeto tutte le mattine, speriamo che qualcuno capisca, non sono barboni ma sono famiglie che nonostante lavorino non riescono più ad arrivare a fine mese. Questo è un grande problema, perciò io ringrazio veramente tutti, come ha detto Marzia Deotti, che ci danno la possibilità di aiutare con queste meravigliose offerte che portano, che danno queste ditte, queste eccellenze del territorio. Pensate che questa quantità di dolci che avete visto è una ditta Asolo Food che fa esclusivamente questo dolce per tutto l'anno e loro pensano sempre a noi come altri, come i supermercati, i carrelli che abbiamo al Mega, sull'Annualese, sempre strapieno di roba che la gente porta, il martedì che arrivano a portare di tutto e di più, perciò veramente da Mirella e da tutta questa grande famiglia che ho di volontari, grazie di cuore e buona Pasqua a tutti voi. Però adesso vi presento 2 ospiti graditissimi, abbiamo Serafino Pittingaro, Presidente Associazione Famiglie 2000, non a caso ho fatto vedere questo servizio. Grazie Presidente, saluto anche un caro amico Fabio Panozzo, poeta, guardatelo, eccolo qua, diversamente agile, ma lui arriva dappertutto, col fratello, col papà che è qui presente, che ringrazio di avermelo portato, perché anche con questo tempo non è cosa facile uscire per i diversamente agili, però c'è sempre qualcuno che aiuta. Allora partirei proprio da lei, Presidente, vedendo le immagini che le ho fatto vedere, com'è la situazione delle famiglie in generale? Perché qui non si riesce mica a capire che forse qualcuno deve intervenire, che la politica con meno burocrazia, più aiuti concreti per fare anche prevenzione, perché poi sennò troviamo certi ragazzini che veramente proprio per il disagio che vivono anche quotidianamente in famiglia fanno delle cose pazzesche. Prego Presidente. Allora, viviamo una situazione in cui le famiglie stanno soffrendo appunto alcune situazioni di disagio economico e la situazione diciamo è legata
legata anche a situazioni particolari in cui spesso gli adolescenti e i giovani non sono seguiti dagli adulti come dovrebbero. Gli adulti pensano di fare il bene dei loro ragazzi, dei loro figli, però probabilmente forse non hanno abbastanza tempo per ascoltarli. E quindi noi come associazione Famiglie 2000, un'associazione che ha più di 30 anni di storia, quindi insomma un'associazione di volontariato di Treviso, facciamo diverse attività e ci rendiamo conto di questa difficoltà e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare le famiglie che hanno problemi, difficoltà a arrivare a fine mese, e lo facciamo organizzando dei concerti, degli eventi, eccetera. Vediamo anche le locandine, che così riusciamo a capire anche l'importanza di questo Presidente. Prego. E per aiutare appunto le famiglie non basta solamente l'aiuto come dire, economico, quindi attraverso i beni, ma serve anche fare cultura della famiglia, cioè è importante raccontare la bellezza di fare famiglia, ed è proprio con questo intento, cioè quello di, come dire, far parlare della bellezza della famiglia, di fare famiglia, che noi abbiamo organizzato un mini festival letterario in cui alcuni autori presenteranno i loro libri che parlano di genitorialità, di coniugalità, di educazione ai ragazzi, di maternità, anche diciamo problemi di disagio in coppia, ecco, cioè raccontare la famiglia in tutte le sfaccettature, cercando di cogliere quello che è il lato positivo e che cosa si può fare per le famiglie, e questo diventa anche uno stimolo anche per le istituzioni, per le organizzazioni, per la politica, per cercare di andare incontro ai bisogni delle famiglie. Ecco allora, che per concludere appunto l'evento che organizzeremo, di cui vediamo abbiamo appunto, visto la locandina, si terrà il 10 e 11 maggio presso il Museo Santa Caterina, e lo abbiamo intitolato proprio Equilibri di famiglia, giocando diciamo sulla parola libri, sulla parola famiglia e sulla parola equilibrio, cioè perché la famiglia è in costante, alla ricerca costante diciamo di un equilibrio tra generi e generazioni. Avete sentito cosa ha detto il Presidente Pittingaro? Allora, non a caso è vicino anche a Fabio Panozzo, scrittore. Allora Fabio, cosa vuoi dire? Poi vedremo anche la copertina del tuo libro, la locandina. Sono completamente d'accordo con il Presidente, sono contento di conoscerla di persona, perché la famiglia secondo me è molto importante, è il motore della nostra società e spesso viene bistrattata, sottovalutata e messa in secondo piano, come se noi potessimo fare a meno della famiglia, la cosa più sbagliata. Io porto il mio esempio personale, la mia storia, che è quella di un ragazzo che ha una paresi spastica neonatale dalla nascita, e grazie alla mia famiglia che mi ha accolto, che mi ha amato sin dal primo giorno e che non mi ha mai fatto sentire diverso, ho avuto e ho la forza di combattere tutti i giorni sia contro le difficoltà che la mia malattia porta, ma soprattutto contro le ingiustizie che la nostra società riversa spesso verso le persone con le nostre difficoltà. Io dico che se non ci fossero le famiglie, spesso alcuni ragazzi sarebbero molto in difficoltà, specialmente anche i ragazzi diversamente abili. Le famiglie sono il succo della nostra società ed è ora che vengono messe in primo piano. Senti Fabio, io ti conosco da tanto tempo. Cosa hai provato domenica
nonostante quel tempo, vedere questa grande famiglia che si riuniva, queste associazioni che interagivano tra di loro, che non c'era pioggia, ma loro continuavano ad abbellire il gazebo, a sorridere, tante famiglie, perché c'erano i volontari e sono anche familiari. Cosa hai provato domenica? Devo dire la verità che ho sperato che fin dal giorno prima che fosse bel tempo, no? Anche per premiare lo sforzo di tutti i volontari. E quando abbiamo visto il brutto tempo che quasi pioveva, ho detto qua magari si fa all'aperto, poi è chiuso, magari cambieranno idea, sai, può succedere. Certo. E invece ho visto una grande famiglia, una grande squadra che si è data da fare, non si è persa d'animo, e siamo riusciti a far passare dei bei messaggi, a fare... Vediamo anche le immagini, che forse vediamo anche Fabio Panozzo, perché prima l'ho visto, diciamo, alla regia. Prego Fabio. A fare rete, ed è molto importante, perché tu hai portato due casi di due nostri amici, no? Che avevano bisogno di sentirsi voluti bene. Tu li hai riportati al centro, no? Il nostro amico che cercava un posto come cameriere, e la nostra amica che si sentiva sola e abbandonata dalle istituzioni sanitarie, no? È bastato far incontrare due associazioni per farla sentire giustamente importante per quello che era. Quindi ecco, delle volte anche le nostre associazioni, il nostro governo, sia a livello comunale che anche regionale, si bloccano per niente. E soprattutto l'attenzione che c'era quando uno parlava, perché tutte le associazioni si sono presentate, hanno detto quello che facevano. Prego Fabio. Sì, no, infatti è stato un tavolo... Qui c'è il sindaco di Silea che sta parlando. È stato un tavolo di confronto, però fattivo, perché sai, delle volte si parla, però poi non si arriva al nocciolo. Invece domenica è stato veramente molto bello, perché quando tu riesci a trovare delle soluzioni anche in un giorno di festa, vuol dire che le cose stanno cominciando a girare nella maniera giusta. Allora vediamo anche la locandina di Fabio Panozzo, una locandina importante per lui, perché c'è tanto impegno, c'è tanto lavoro, e soprattutto il messaggio che vuoi trasmettere, ecco, con questa locandina che poi vedremo. Esatto, allora sono qui oggi anche per presentare, per presentare Quattro mani sulle ruote, che è una raccolta poetica edita. Io sono co-autore con mio fratello gemello Dario, che salutiamo, che è sempre presente. Oggi c'è il papà, ma di solito c'è Dario. Oggi non c'è perché è al lavoro, io sono in ferie, quindi ho potuto staccarmi, e per dirvi anche di cosa parla il nostro libro. Parla di amore, fede e speranza, un amore vero, profondo, che aiuta gli altri, che non si aspetta niente in cambio, ed è questa la novità, no? Quando aiuti qualcuno, no? E tu lo aiuti gratuitamente, tu vedi che la persona che aiuti sta meglio, ma alla fine sei tu che stai meglio, perché vedi che quello che fai porta frutto. Ecco, di questo noi parleremo stasera nel giovedì letterario, che è una manifestazione che è promossa dal comune di Vedelago. Quindi stasera, se amate la poesia, se amate i sentimenti, vi aspettiamo presso la biblioteca di Vedelago alle ore 20:45.
Allora, Presidente Pitingari, vedo che è incantato da Dario e soprattutto da Fabio. Lei non vede Dario, ma è come fosse qui vicino al fratello. Sono un'unica cosa, glielo posso assicurare. E vedo con quanto rispetto, con quanta ammirazione lo sta guardando. Forse sono questi gli occhi che Fabio vuole vedere anche dalle altre persone, gli occhi che capiscono che lui sta cercando di vivere la normalità nella maniera più assoluta. Prego. Sì, io sono veramente estasiato, diciamo, sono incantato da questa e la ringrazio molto, insomma. Grazie a lei. Sono fortunato ad aver trovato l'occasione di poter condividere con lei questo spazio, diciamo, ecco, perché noi come associazione consideriamo le famiglie tutte uguali. Le famiglie sono per noi quelle dove c'è la cura e dove c'è la relazione. Dove c'è cura e relazione, allora lì c'è famiglia. Quindi per noi, diciamo, vogliamo essere un'associazione inclusiva, vogliamo essere un'associazione aperta e vogliamo coinvolgere tutti. Vediamo tante famiglie che esprimono un bisogno di protagonismo, cioè quello anche di farsi sentire, di far sentire il valore della famiglia, e quindi noi in qualche modo come associazione facciamo in modo di aiutare questo protagonismo, cioè di favorire il protagonismo delle famiglie. Più si parla delle famiglie, e non è detto che lo si faccia in maniera negativa, più se ne parla e meglio è. Allora sì. ne parliamo anche, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, perché ci ha raggiunto anche Paolo Simonetti, sindaco di Zoppè di Cadore. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Sindaco, si sta preparando il Natale invece che la Pasqua, quasi un freddo e una piova da morire, un vento. Com'è la situazione lì da lei? Più o meno come da voi. Prepariamo il Natale un'altra volta qua sindaco, con la neve e tutto il resto. Cos'è che la preoccupa di più sindaco Simonetti in questo periodo veramente dove la stagione dovrebbe aprirsi, anche il turismo e soprattutto anche questa chiusura della montagna, in un certo senso, una montagna che vede sempre più abbandono. Ecco, com'è la situazione a Zoppè di Cadore, sindaco Simonetti? Noi siamo un paese piccolissimo, un territorio di 4, qualcosa chilometri quadrati, quindi è veramente un francobollo che si fa fatica a guardare su una cartina geografica. Siamo 190 abitanti e abbiamo pochissime strutture per l'ospitalità, 5-6 case che possono essere messe a disposizione di un turismo che deve tutto essere messo in moto. E l'unica stagione turistica vera è la stagione estiva, da luglio a settembre, quindi adesso è appena andata via la neve, stanno sbocciando le prime margherite. Dobbiamo aspettare ancora un po' per avere qualcuno dall'esterno che venga a visitare i nostri bellissimi posti. C'è sì un turismo mordi e fuggi settimanale anche consistente, il sabato e la domenica col bel tempo arrivano da tutto il Veneto a vedere il Pelmo, no? Mi sa che siamo appena sotto il Pelmo, il Carigon del Padre Eterno. Però insomma dai, noi stiamo qui e aspettiamo chi vuol venire. Sindaco, un'altra cosa ne pensa di questa Milano Cortina, questo reclame che vediamo tutti i giorni, queste riunioni, ecco, questa ospitalità già con dei numeri molto importanti, poi li vedremo perché i numeri finché non li vedo io non è che ci credo molto, io voglio vedere i numeri, ma soprattutto ecco, tanto denaro investito. Lei come vede la situazione, sindaco Simonetti? Mi interessa molto la sua opinione. Ma allora, noi siamo a un tiro di schioppo da Cortina. Purtroppo dal punto di vista geografico ci vuole un'ora però per andare a Cortina da qui, perché le strade nostre che ci collegano con il Cadore, con la Valle del Boite, sono un disastro. Per andarci noi dobbiamo andare a Longarone, risalire fino a Pieve e rifare tutta la Valle del Boite. Ecco, sono circa un'ora e un quarto di auto. Allora, doveva essere un'occasione grande per il nostro territorio che è fatta di piccoli paesi
piccoli comuni poco più grandi del nostro che ha 190 abitanti e purtroppo al di là della sistemazione della strada che doveva già essere pronta nel 2000 quando hanno fatto i campionati del mondo, se vi ricordate, al di là di questo io non ho visto nessun intervento sul territorio, cioè noi di Cortina francamente qui a Zoppè che siamo a 20 km in linea d'aria con tutti i problemi da risolvere, viabilistici, di infrastrutture eccetera, non abbiamo visto niente se non un po' di pubblicità che tra l'altro avremmo anche dovuto pagarcela se la volevamo. Quindi questo è il mio pensiero, è il risultato di quello che vedo finora. Allora, la ringrazio Sindaco Simonetti perché bisogna anche vedere il rovescio della medaglia, il rovescio che magari a qualcuno dà anche fastidio, che la Mirella fa vedere al mattino, proprio con queste persone del territorio che hanno la situazione in mano, che sanno quello che manca e quello che si poteva fare, non è stato fatto, perché dire sempre che va tutto bene non va mica bene, sa Sindaco Simonetti, perché qualcuno si è abituato a questo, tanto il Bronto è una santa, ma tanto dopo facciamo quello che volemo, perché comandemmo noi altri, siamo i padroni, noi siamo vassalli e io non ci sto, io faccio vedere invece anche l'altra faccia della medaglia, delle volte ho anche dei contraddittori anche molto, molto forti, ma è giusto anche far valere la voce che io sento per la strada, le persone che mi fermano, le persone che non hanno voce, i sindaci che dicono con tantissimi non siamo ascoltati, se non fai parte di una certa politica, ecco, vengono a tagliare il nastro, noi non sappiamo niente, perché c'è così poca unione, anche se c'è l'ANCI, per carità, con tutto rispetto, però poi i sindaci qui che dicono siamo completamente isolati, come lo sta dicendo anche lei, perché non si è fatto qualcosa anche nel mio territorio, ma come siamo a due passi. Prego Sindaco Simonetti. Ma allora, si è lavorato molto sulla viabilità, no? Mettere a posto le strade, allargarle, tutto per far arrivare gli spettatori per le Olimpiadi. Bene, va bene. Però occorre anche dare dei servizi, cioè queste strade devono essere utilizzate da servizi pubblici efficienti. Bene, noi avevamo una autocorriera da 50 anni, me la ricordo ancora da bambino, che veniva regolarmente a Zoppè. Questo servizio si è interrotto, non tolto, ma sospeso, così mi dicono gli organi di governo della viabilità, si è interrotto 1 anno e mezzo fa. Non c'è più. Carenza di autisti, carenza di personale, bene. Certo, il personale se ne va perché non è pagato e quindi va a fare qualche altro mestiere. Allora, la mobilità è uno di quei servizi essenziali per un paese come il nostro e come quasi tutti i piccoli comuni delle Dolomiti. Io so che c'è questo problema anche in altri posti, anche un po' più grandi di noi. Quindi ne cito solo uno per dire, alcune di queste risorse non potevano essere investite per fornirlo il servizio sulla mobilità, non solo preparare le strade. Punto di domanda, buon intenditore, poche parole. Sindaco, ma è così difficile vivere in montagna? Ma forse è difficile proprio per il motivo che sta elencando anche lei. Il trasporto è fondamentale. Io ieri ho avuto una ragazza ipovedente da Feltre e anche lei ha detto una cosa pazzesca, per noi diversamente agili muoversi. Non abbiamo i trasporti che dovremmo avere. Io cosa faccio? Non posso pagarmi il taxi ogni volta che esco, l'associazionismo non lo vedo, non c'è, si fa poco per noi e noi abbiamo anche noi il diritto di uscire, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo andare a scuola, dobbiamo avere la quotidianità. Se vado al cinema un sabato e la domenica come arrivo, come parto, è vero, io sento questa necessità di parlarne, Sindaco Simonetti, prego. Beh, lei ha citato la scuola, no? Allora abbiamo pochissimi bambini ormai, no? C'è un calo tremendo, anche questo è un problema generale, quindi non è un problema particolare, sono problemi generali. Bene, con la corriera che non c'è più, che loro utilizzavano per andare e tornare a scuola, che sta a 10 km da qui a Forno di Zoldo nella Val Zoldana,
qualcun altro si deve occupare di questo trasporto, e quindi io adesso lo faccio con la mia auto e li porto a scuola e faccio una turnazione assieme alle famiglie. Allora, se vogliamo aiutare la montagna, la residenzialità nella montagna, riportare i servizi che non ci sono, le risposte, come si vede, non arrivano. Grazie Sindaco. Adesso forse qualcosa cambierà, vedremo cosa succederà anche in Regione Veneto. Ci stanno litigando per le poltrone, che c'è una guerra fratricida. Io penso i problemi sono alti, questo lo sta dicendo, e per fortuna che abbiamo questi sindaci. Presidente, ha sentito, con la mia macchina vado a prendere questi bambini perché possano frequentare la scuola, e a Cortina si paga 1.000 euro al giorno perché sono a Cortina. Benissimo, andiamo avanti così. Ecco, per quei veneti imbaucai che va tutto bene, svegliatevi ragazzi. Presidente, cosa dice? Le famiglie, perché qui stiamo parlando di famiglie, non stiamo parlando di altro. Questo sindaco che dice: ma possibile che siamo a 20 km e siamo presi in queste condizioni? Il sindaco ha ragione, cioè c'è un problema legato appunto ai comuni piccoli che hanno bisogno più di altri comuni di sostegno, cioè le politiche familiari dovrebbero essere diversificate anche in base alla altitudine rispetto alla densità di popolazione e rispetto anche alla agibilità, capacità di spostamento e di mobilità all'interno di questi comuni e tra i comuni che appartengono alle aree montane, insomma, ecco. Su questo ci sono diversi interventi, è da poco, insomma, è noto appunto il piano famiglia del Ministero che prevede appunto dei fondi per i comuni per cercare di far fronte a quella che sono le varie emergenze, non da ultimo quella appunto legata per esempio alla questione degli asili nido, piuttosto che quella legata Ma sono arrivati questi fondi? Allora, ai comuni i fondi sono arrivati, i comuni che li hanno chiesti, i fondi sono arrivati, e gli asili, c'è qualche comune che invece stenta, insomma, a dire tanto non ci sono più bambini e quindi a cosa servono gli asili. Ecco, bisogna fare esattamente il ragionamento opposto, cioè bisogna dire nascono meno bambini perché non ci sono le strutture, quindi il comune, grazie ai fondi regionali e nazionali, dovrebbe darsi da fare, provare ad avviare delle progettualità che consentono di creare questi spazi per i bambini, e allora da lì potrebbe ripartire una nuova stagione di natalità per i nostri territori, perché giusto, credo l'altro ieri, i dati che sono stati diffusi dall'Istat sul Veneto sono piuttosto negativi. Aumentano le famiglie unipersonali, quindi insomma ormai rappresentano più di un terzo delle famiglie, e questo significa appunto che famiglie che sono madri con figli da sole o padri da sole con figli, insomma, mentre invece le famiglie con due genitori e con i bambini diminuiscono drasticamente. Quello che noi notiamo come associazione è che c'è un desiderio di avere dei figli, ma questo desiderio viene in qualche modo frenato dal fatto che la famiglia non se la sente di affrontare i costi che curare un bambino necessitano. Presidente Pittigaro, purtroppo corro perché prego. Il tempo è già volato, ma è proprio così oppure c'è una nuova generazione che fa fatica a privarsi di qualcosa? Perché fare un figlio vuol dire rinunciare a tante cose. Come mai nel periodo di grande povertà e di miseria nascevano tanti figli e non avevano da mangiare, non avevano da vestire, non avevano divertimenti, non avevano niente? L'ultimo divertimento forse era per le donne fare figli, non c'era altro. Ecco, forse ci andava anche letto più volentieri di adesso, una volta senza niente.
Io faccio un po' fatica a credere che sia una questione di soldi, anzi vorrei chiederlo anche a Fabio Panozzo che ha parlato di famiglia, poi vengo anche da lei, Presidente. Esatto, guardi, condivido al 100% Presidente quello che ha detto prima, ma penso sia anche un duplice problema, no? Cioè non sono sì i soldi, però spesso fare un figlio è visto anche come un problema, perché magari blocca la possibilità di fare carriera, è visto come un ostacolo se per caso la donna lavora con il corpo, con il fisico, e quindi il bambino, la maternità può bloccare questo tipo di carriera, e poi la donna si sente, non è più come una volta che essere mamma era visto come una cosa sempre bella. Adesso è vista anche come una cosa bella, sì, però che può portare a dei cambiamenti che la donna non vuole, e quindi questo e poi si ha questa idea che diventare mamma è tanto faticoso, è tanto difficile. Invece una volta sì, era difficile, però era di più la gioia, la contentezza di diventare mamma che ci faceva oltrepassare queste difficoltà, ecco. Adesso devo andare in pubblicità. Siamo ritornati in studio, ma abbiamo in linea Livio da Padova. Ciao Livio caro. Pronto? Sì, prego Livio. Ciao Mirella, saluto i tuoi ospiti. Io penso che se il Veneto avesse una buona autonomia finanziaria, quella di cui si parla tanto nell'autonomia del Veneto, anche i comuni avrebbero molti più fondi a disposizione, non sarebbero in questa situazione. Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie. Grazie a te Livio, allora sentiamo subito il sindaco di Zoppè, di Cadore. Sindaco, come risponde il nostro Livio? Ma sì, d'accordo, se c'è una maggiore autonomia finanziaria del Veneto, se ha più fondi a disposizione, potrebbe anche essere. In verità non è che manchino fondi, sono stati fatti diversi bandi a cui abbiamo anche partecipato. Per quello che ci compete, alcune cose riusciamo anche a farle. Il problema vero è che manca la rete dei servizi generali, va rimessa in piedi, cioè, parlo della sanità, parlo della mobilità, e questi sono veramente essenziali, no? Quindi questo non serve che arrivino qui i soldi, bisogna che questa rete, la nostra provincia, in generale tutto il Veneto, la nostra provincia in particolare per le difficoltà che ha, di tipo anche orografico se vogliamo, di lontananza dai centri, di solitudine dei centri, bisogna rimetterla in piedi, bisogna investire su questo. Io non so se lo può fare il Veneto da solo con più fondi o se ci deve pensare qualcun altro. Ecco, io non mi azzardo a dire chi lo deve fare. Senta Sindaco, noi siamo curiosi, però voglio sentire anche da che parte politica sta il Sindaco Simonetti. Io non sono di nessun partito, sono un democratico convinto, quella democrazia che adesso viene messa in discussione, però nell'amministrare io colloquio con tutti i sindaci della provincia, devo dire che non ho mai avuto nessun tipo di problema e anzi abbiamo sempre creato una certa rete di solidità e di comunità. Vede Sindaco perché non le fanno i trasporti? Vede che è Sindaco perché non le fanno i trasporti? Perché bisogna avere i partiti alle spalle. Sindaco, dai al Sindaco, la politica, non devo insegnargli il compromesso la politica se si vuole andare avanti. Questa è la verità che bisogna capire. Presidente, cosa dice a questo Sindaco che sta cercando di far capire l'importanza del dialogo? I soldi devono arrivare in una rete strategica, non è proprio così. Prego. Allora, il Sindaco ovviamente dice che non è un problema di fondi, no? È un problema di
di come dire, ripensare i servizi. Sono d'accordo col sindaco, insomma, sono d'accordo e credo che sia importante anche provare, insomma, a costruire, esistono già comunque delle reti di comuni, diciamo, dei bacini, diciamo, in cui adesso sono partiti o stanno per partire gli ambiti sociali territoriali, insomma. Guardi che sono fermi comunque, ecco, guardi che sono fermi, Presidente, neanche i sindaci sanno cosa succederà, perfetto. Ecco, quindi insomma, ecco, però l'auspicio è che, diciamo, che questa nuova strutturazione, diciamo, che la Regione in qualche modo ha avviato possa produrre dei frutti, insomma, prima non c'erano, adesso invece, anche se sono fermi, l'auspicio c'è e quindi la speranza è questa. Per rispondere alla domanda di prima, però, perché tempo fa c'era, pur essendo in situazioni appunto di disagio, diciamo, la fecondità era molto più alta. Ecco, perché c'era più speranza nel futuro. Perché c'era più speranza nel futuro, perché si guardava il futuro con una prospettiva positiva. Ecco, secondo me oggi manca un po' questo spirito, manca un po' di speranza, cioè si vede il futuro in maniera più grigia, più nebulosa, più incerta. Oddio, gli esempi che abbiamo, caro Presidente, non è che ci facciano sperare in un bello ottimismo, esatto, se devo dire la verità. Ecco, e questo non fa che peggiorare le cose, diciamo, e questo è il problema. Franco da Venezia, ciao Franco. Ciao. Prego. Sì, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al signor Sindaco, lui a precisa tua domanda di che parte politica è, ha detto che lui è un democratico e che la democrazia, mi sembra abbia detto, qualcuno la sta mettendo in discussione, mi sembra, no? Domanda, chi la sta mettendo in discussione, signor Sindaco? Ecco, mi sembra di aver capito così. Poi vorrei entrare nel merito di quanto dice la Costituzione, che ognuno deve pagare in base al proprio reddito. Naturalmente è un discorso allargato, ma lei è una figura istituzionale, la sua potrebbe anche dirmela. La Costituzione appunto dice tu paghi in base al tuo reddito. Allora, c'è il reddito lordo e c'è il reddito netto. Quando si parla, si ha a che fare con la pubblica amministrazione, per delle spese, ultimamente mi è arrivata dalla Regione un documento che riguarda l'età e il reddito, e per l'esenzione parlano di reddito lordo. Allora, noi col reddito lordo non mangiamo. Cioè, se la Costituzione dice che paghi effettivamente sul reddito, la Costituzione però non dice se il reddito è lordo o se il reddito è netto. E qui mi sembra ci possa essere un giochino, no? Allora, vogliamo far chiarezza che i redditi dei pensionati, dei lavoratori, di qualsiasi che ha un lavoro dipendente, deve essere commisurato al reddito netto, perché se tu Stato mi tieni mi fai le tasse, io poi devo pagare gli affitti, pagare le bollette, mangiare se è possibile, no? E quanto prevede, insomma, per una vita civile, diciamo, no? Ecco, può darmi una risposta su chi mette in pericolo la nostra democrazia, mi sembra di aver capito, e anche per quanto riguarda il reddito lordo e il reddito netto. Grazie Franco da Venezia, grazie, sentiamo come risponde il sindaco. Prego sindaco. Allora, ho parlato di democrazia, il signore che ha appena telefonato ha fatto un riferimento alla Costituzione, ecco, quello è il fondamento della nostra vita civile e democratica. E ci sono molti che la mettono in discussione, no? E su cui io non sono d'accordo. Abbiamo ancora appunto da applicarla questa Costituzione. Il tema del lavoro, il tema del reddito, il tema di poter vivere con il nostro lavoro è il tema fondamentale. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Questo è
Non a caso a giugno ci saranno questi referendum per far capire anche l'importanza di quello che stiamo parlando adesso. Ecco, io spero che i cittadini vadano a votare, che è molto importante che gli italiani vadano a votare, ecco, perché forse daremo voce a quello che manca, perché io non posso sempre fare la voce di quelli che non parlano, dovete anche voi far capire che se non andate a votare è inutile che poi vi lamentate perché manca qua, dovete andare a votare, votate quello che volete, però esprimete quello che è il paese, perché col vostro sì o col vostro no esprimete anche quello che voi pensate. Perciò sarà importantissimo capire, ecco, se abbiamo capito, se siamo ancora in Baucai. Presidente. Sì. Io su questo sottolineerei molto questo atteggiamento, diciamo, perché c'è un deficit di partecipazione, a mio parere, no? E quindi noi, per esempio, lo scorso anno abbiamo organizzato un'assemblea e l'abbiamo intitolata "L'importante è partecipare". E cioè, spesso, diciamo, le famiglie si trovano nella situazione in cui preferiscono non immischiarsi, preferiscono stare al balcone a guardare, tanto ci sarà sempre qualcuno che si occuperà, diciamo, che qualcuno che deciderà, qualcuno che prenderà in mano le cose e le risolve. E non è così. Cioè, noi spingiamo verso il protagonismo delle famiglie, cioè le famiglie sono un soggetto politico, attenzione, non partitico, politico, cioè famiglie hanno qualcosa da dire, hanno un ruolo. Le famiglie sono capitale sociale e in quanto tale non devono sottrarsi a quello che è il loro ruolo, il loro profilo, cioè quello di partecipare, di esprimersi, cioè quello di immischiarsi, cioè quello di dire la propria. E l'occasione del referendum, secondo me, è un'occasione molto importante di scendere dal balcone e dire la propria, quindi dare la parola ai cittadini. Secondo me io credo che, insomma, noi lo facciamo da sempre e quindi credo che anche questa volta noi spingeremo per partecipare, per comunque dire la propria e far sentire la propria voce. Anche perché, Presidente, sono poche le volte che abbiamo la possibilità di esprimerci, che abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, ma se voi guardate i sondaggi, quelli seri però, perché bisogna anche stare attenti, perché c'è sondaggio e sondaggio, forse capite che i cittadini, gli italiani hanno buon senso, rispondono con buon senso. Voi guardate sempre la maggioranza cosa dice su temi molto importanti. Perciò io sono orgogliosa di essere italiana, sono orgogliosa di essere veneta, sono orgogliosa di essere europea, non ho nessun problema a dirlo, perché noi dobbiamo guardare oltre, ecco, dobbiamo unirci. Soprattutto, ecco, capire che l'importanza è che quando ci danno questa possibilità di esprimerci, partecipare, perché ormai lo so che è faticoso, Presidente, perché abbiamo una legge elettorale che non ci permette di dire quello che vogliamo e eleggere chi vogliamo, perché abbiamo i listini bloccati, tutti parlavano di cambiare la legge elettorale, di dare le preferenze, di ritornare alle preferenze, però poi i volponi delle segreterie hanno capito che se danno questo perdono il potere. E allora, qua dico di tutti, non è che ne salvi qualcuno, tutti quanti dicono è meglio andare a votare così. Allora noi ci troviamo questi listini fatti da chi non si sa, con nomi che neppure conosciamo, né curricula né niente, dove siederanno su poltrone importanti. Allora io dico, Presidente, a me sta anche bene, però mettetemi la meritocrazia. Cioè noi abbiamo bisogno di meritocrazia, noi il figlio di, il padre di, il nipote di. Avete sentito sui bandi quando la Mirella dice guardate c'è qualcosa che non va, avete sentito, aveva ragione la Mirella a dire beh sarà anche legale, però vorrei vedere come sta funzionando, avete sentito? Perché funziona così, ma bisogna anche sempre stare zitti, no, bisogna anche dire le cose che non vanno, Presidente, perché la gente è un po' anche demoralizzata perché ha provato tutto, ha cambiato partiti, aveva fatto 70 governi, non vorranno mica dire che non abbiamo provato a cambiare, ma il risultato qual è? Che dalla quarta potenza mondiale siamo arrivati penultimi o non quasi ultimi, nessuno ci ascolta, le cose che vorremmo noi non vengono fatte, una popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, i giovani che non hanno ascolto, che non trovano lavoro, i sindaci quasi tutti se non appartengono a partiti politici molto importanti non riescono ad avere il giusto rispetto che dovrebbero avere
Fabio Panozzo, tu sei un poeta, ecco, cosa scriveresti sulla politica? Una poesia alla politica, bisogna che me la scrivi, Fabio, bisogna che me la scrivi una poesia. Una poesia per la politica, bisogna pensarla un po', perché è un po' difficile farla su due piedi. Certo che bisogna capire che bisogna anche ripensare il ruolo della politica, perché la gente è stanca di vedere politici che fanno politica solo per il tornaconto personale. Cioè la politica deve mettersi più a servizio delle persone, deve andare di più in mezzo alla gente, deve ascoltare di più i loro problemi e deve immedesimarsi nei loro problemi. Non serve che li vivano di persona, ma bisogna che si immedesimino nei problemi delle persone. Devono fare, dico io, politica attiva di vicinato, cioè devono andare sui paesi, sulle vie, sto parlando anche di piccoli sindaci, perché spesso sento dire ma noi siamo sempre in comune, in consiglio comunale e in mezzo alla gente ci sei. Hai sentito i problemi della tua popolazione, li hai accolti oppure sei stato lì dentro l'ufficio a far carte e basta, che per carità sono importanti anche quelli provvedimenti, però se tu non sei vicino alle tue persone, le persone non si fideranno mai di te del tutto e non si apriranno mai, e quindi il clima di fiducia non si crea, e quindi ogni volta si cambierà amministrazione, si cambierà governo, quindi il paese non progredirà, perché anche a livello nazionale qui abbiamo dei blocchi che pensano solo a attaccare l'altro blocco, ma la visione a lungo termine, per dire, una politica matura dice io sono di centrodestra, io sono di centrosinistra, ma se una volta il centrodestra fa una legge buona, il centrosinistra è capace di dire sì, è buona, e se una volta la sinistra fa una cosa positiva, il centrodestra non può dire beh, questa volta la votiamo per il bene del paese. Questa è la politica matura. Oppure anche quando abbiamo sbagliato a fare una legge, oppure l'altro governo dello stesso colore ha sbagliato, e dire davanti a tutti, cari concittadini, ci dispiace, abbiamo sbagliato, ma motivandolo. Allora questo dà fiducia alla gente. Questa è la mentalità giusta. Allora io ti inviterò più spesso, perché ecco, è questo che vogliamo far capire. Forse le parole vengono da queste persone, gli spunti vengono da queste persone che quando escono la mattina devono farsi il segno della croce perché non capiti qualcosa, perché qualcuno non ha pensato a quello che ha detto Fabio. Però state attenti, perché il nemico ce l'ha chiunque dietro l'angolo, e questo nemico va combattuto come lo stanno facendo voi, e che molti invece dovrebbero fare e non lo fanno. Perciò rivediamo la locandina di Fabio Panozzo, questo libro molto importante che questo poeta, scrittore presenterà. Io lo saluto veramente con un grande... Vi aspettiamo grazie stasera Fabio. A tutti quanti, anche grazie, caro. Voi di Sveglia Veneti. Grazie, vi aspettiamo questa sera nella biblioteca di Vedelago alle ore 20:45. Grazie caro Fabio, saluto anche Dario Panozzo, grazie di essere stati qui a Sveglia Veneti. Sentiamo come ci saluta il sindaco Simonetti, con quale saluto ci lascia questa mattina? Io vi ringrazio molto di avermi chiamato, di avermi dato l'opportunità di spiegare alcune cose, di dirvi alcune cose. Vi saluto caramente e veniteci a trovare. Sì, ma la prossima volta mi fa anche un video però, sindaco, perché ho i sindaci ma non ho i video di queste montagne più belle del mondo che abbiamo. Sindaco, faccia un video, la prego, e poi ce lo mandi, perché facciamo capire anche l'importanza del territorio, che abbiamo 2 passi da casa. Questa fortuna immensa, e che forse la politica, anche quella regionale, dovrebbe adesso veramente ragionare in maniera diversa. Ecco, la regione e la ragione. La ragione dovrebbe
dovrebbe essere al primo posto su quello che viene fatto per il territorio. Grazie veramente a Paolo Simonetti, sindaco di Zoppé di Cadore, di essere stato con noi. Sentiamo con quale saluto invece ci saluta un altro ospite graditissimo, che è Serafino Pittingari, che è presidente Associazione Famiglie 2000. Io vi invito tutti a partecipare all'evento Equilibri di Famiglia che si terrà il 10 e 11 maggio a Treviso presso il Museo Santa Caterina. Presenteremo 5 libri, ci saranno appunto gli autori a presentare questi libri che parlano di famiglia, e ci sarà l'occasione anche di interloquire, di dialogare con questi autori che cercheranno in qualche modo di farci capire come stanno le famiglie oggi, e quindi racconteranno il presente delle famiglie e diciamo come dobbiamo prepararci per il futuro di questa nostra comunità, di questa nostra, con la speranza appunto di poter dare anche un po' più di coraggio e un po' più di voglia di partecipare alle famiglie del nostro territorio. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. E si parte ancora per l'ultima terza parte con Sveglia Veneti, con 2 graditissimi ospiti. Abbiamo Mirella Barbon, presidente Trevigiani Incontinenti e Stomizzati Attis. Sì, grazie Mirella, avete 2 Mirelle adesso, perciò state attenti perché Mirella, lei è una grande, io le voglio un bene dell'anima, sempre Mirella, presente quando si fanno anche importanti manifestazioni come domenica. Poi vedremo, e saluto anche Giovanni Glorioso, referente gruppo territoriale Movimento 5 Stelle. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Adesso la Mirella si diverte, adesso la Mirella si diverte perché parto. Mirella, perdonami, ma sono curiosa. Senta Glorioso, che aria tira in politica in questo momento dove si vedono i troni, le poltrone, la colla, non solo una, ma hanno messo 100 colle pur di stare seduti ancora e non staccarsi da quelle poltrone. Cosa vede lei? Lei è anche giovane, cioè come vede la situazione? Intanto grazie per il complimento. Diversamente giovane. Diciamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza di qualche giorno fa nei confronti del Presidente De Luca, che coinvolge anche il Presidente Zaia, ha tirato una linea importante, e quindi a fronte di questo, preso atto che il Presidente Zaia non potrà più ricandidarsi, scusate, ovviamente è cominciato un po' di trambusto nei partiti di maggioranza che da 30 anni governano questa regione, e quindi adesso probabilmente la Lega anche a queste latitudini non è più la Lega di qualche anno fa, e si comincia un po' questo passaggio da una parte all'altra per migrare verso Fratelli d'Italia, che apparirebbe il cavallo vincente. Faccio notare però che anche dall'altra parte, nel centro-sinistra, si sta cercando di costruire un'alternativa, e quindi noi come Movimento 5 Stelle partecipiamo a dei tavoli di lavoro con la coalizione di centro-sinistra da diversi mesi, e si sta tentando di mettere in piedi una coalizione che possa veramente essere in grado di contrastare dal nostro punto di vista il malgoverno della destra, insomma. Allora, ieri al Banco Solidale è anche un punto di ascolto che noi facciamo il mercoledì, dove vengono le famiglie, i cittadini, i pensionati, i lavoratori, perché questi sono quelli che frequentano il Banco Solidale. E qualcuno, qualche diversamente giovane, mi diceva la sinistra brontola, però se governa la destra è colpa della sinistra che non si è unita, che ha cercato di litigare in maniera incredibile, che non ha fatto un'opposizione come doveva farla, e ora è inutile che adesso si lamentino. Finché rimarranno divisi, la destra governerà in eterno. Cosa dice lei, Glorioso? È utile unire le forze per capire che forse è questo che ha portato il paese a guida della destra? Guardi, io posso ovviamente parlare
di ciò che rappresento, cioè del Movimento 5 Stelle, non mi permetto di parlare in casa da altri ovviamente. Il Movimento 5 Stelle viene da un percorso, lo sapete tutti, in prima battuta diciamo, ha alimentato un malessere nei cittadini e quindi ha avuto un consenso importante, diciamo trasversale, alimentando appunto questo malessere dei cittadini nei confronti della politica tutta, che non rispondeva diciamo più alle esigenze dei cittadini. Ora il Movimento 5 Stelle è in politica da molto meno tempo rispetto agli altri partiti ovviamente, però sta facendo il suo percorso. Il suo percorso è stato fatto attraverso una costituente dove si è fatta una scelta, la scelta del campo progressista, e quindi ha tutte le latitudini all'interno del paese sostanzialmente ci si sta schierando in questa coalizione, proprio perché si è, come ha detto lei, consci che soprattutto in queste latitudini magari diversamente al sud o al centro dove il Movimento 5 Stelle storicamente pesa di più, ma qui ci si era resi conto che se si vuole concorrere alle elezioni comunali piuttosto che regionali, piuttosto che politiche, ci si deve coalizzare, perché finché la legge elettorale rimane questa, ovviamente tanto spazio per una terza parte non se ne vede. Senta, Glorioso, qualcuno mi dice anche, ma ancora ha senso avere partiti con l'1%, il 2%, arrivare a 3%, una fatica enorme, invece di cercare di avere appunto 3 forze politiche, ma 3, non come adesso una miriade di piccoli partitini che poi alla fine questo signore diceva ieri ma cosa producono. Ecco, io devo dare anche la voce di quelli che io sento, che mi dicono prova a sentire, tu che hai la fortuna, non so se hai la fortuna o una sfortuna, avere politici anche di un certo livello, sentire, perché si continua veramente a dare spazio anche a queste realtà. Lei cosa dice, Glorioso? Ma dico che dipende dal tipo di legge elettorale, se si fa riferimento alla legge elettorale comunale, legge elettorale regionale piuttosto che nazionale. Il concetto generale è che è la politica che dovrebbe cambiare le leggi elettorali. Finché non lo fa significa che il principio di rappresentanza tutto sommato prevale rispetto a altri tipi di principi che sono più, diciamo così, magari improntati alle cose reali, cioè avere dei partitini piccoli probabilmente, come dice lei, non incide minimamente sostanzialmente nell'asse diciamo così, dello scontro tra forze politiche, però ancora probabilmente qualcuno rappresenta determinati interessi che non si possono togliere o non si vogliono togliere, e quindi per il momento diciamo che non si vede all'orizzonte dal mio punto di vista un cambio, se non per i vari sbarramenti che ci sono, insomma, ecco. Abbiamo Monica da Paese, vai Monica, poi andiamo da Mirella Barbon. Prego. Ciao Mirella, ciao a tutti i vostri ospiti. Volevo fare una domanda al signor Glorioso, mi sembra che si chiami. Allora, io sono dalla parte comunque dei 5 Stelle, anche non lo dovrei dire in diretta, dopo guarda la Veneta che vota Grazie. È merce rara, signora, allora quindi grazie mille. Non vorrei... sì, no, io sono per i diritti umani, per i diritti di tutti quanti ovviamente, per i diritti per i disabili, per i diritti per i più deboli, per gli animali, per tutti. Volevo fare una domanda appunto al signor Glorioso appunto. Insomma che io sono un'ex volontaria dell'ENPA, ho fatto tanto volontariato con gli animali. Mi chiedo sempre perché non c'è una legge che punisce i maltrattamenti sugli animali, non esiste, e ancora purtroppo ne vedo di tutti i colori, ne vedo veramente di tutti i colori, ma ne sento ogni giorno, è una cosa veramente vergognosa e schifosa, perché no, gli animali non hanno diritti, non possono parlare, quindi vengono trattati come vengono trattati, ancora non c'è una legge ben precisa. E mi sembra che ci sia un po' di
streghismo su questa cosa qui. Comunque io ripeto, volevo fare questa domanda e poi comunque sono dalla parte anche dei più deboli, dei bambini, degli anziani, dei disabili, avendo un fratello disabile so benissimo cosa vuol dire e mi chiedo perché ancora non ci sono diritti per tutte queste categorie qua, che sono le più deboli. Non ci sono diritti, ci sono pochi diritti e dovrebbe essere diversa la cosa. Io vedo che questo governo che c'è adesso non sta facendo niente di queste cose qui. Non sta facendo nulla per i diritti degli umani e le aziende qua in Veneto, ho un mio amico che lavora su un'azienda, mi ha detto che le aziende qua in Veneto sono in forte crisi da quando c'è questo governo qui, infatti. Prima era peggio che peggio, poi la pandemia, un po' questo, un po' quello, adesso ci abbiamo dato il colpo di grazia, adesso interessa solo il rianno. E mi fa ridere il kit di sopravvivenza perché è una gran barzelletta. Il riarmo per me non serve a niente, è solo un discorso di, secondo me, del lobby delle armi. Ci sono interessi sotto molto cospicui. E sono ovviamente contro queste cose qui. Grazie cara Monica, ti faccio rispondere subito dopo per aver sentito la nostra Mirella Barbon. Sapete dove tanti ospiti, dobbiamo far parlare tutti, soprattutto ecco, vediamo anche questa giornata, che le immagini di Mirella Barbon proprio a questa festa che abbiamo fatto a Silea e alla fine ecco il bilancio, un bilancio con gli ospiti che ho avuto anche in questi giorni per far vedere l'importanza anche che hanno queste associazioni di volontariato e cosa riescono veramente a esprimere. Prego Mirella, qui vediamo, eccola qua, prego. Grazie intanto di essere qua con te Mirella, grazie anche per l'evento che abbiamo fatto domenica vicino appunto alla centrale di Silea ed è importante per noi essere insieme a tutte le altre associazioni perché da soli non si va da nessuna parte. E la nostra associazione, sì, è importante la nostra associazione però essere all'interno di un evento di quel tipo con tante altre associazioni ci dà più visibilità, ci aiutiamo anche tra di noi. E la nostra associazione è di incontinenti e stomizzati di Treviso, proprio un'associazione di Treviso. Facciamo riferimento anche al Cafoncello presso il centro del terzo livello che è diretto dal dottor Santoro e dalla dottoressa Ciac, che salutiamo, grazie, che sono sempre un punto di riferimento per tutti noi, ecco. Però è stato molto importante essere presenti perché abbiamo potuto rivederci tra associazioni, pensare anche a un nuovo evento. Facciamo vedere anche a Barboni immagini di domenica a Silea, nonostante la pioggia, è stato un evento per le associazioni, guardi, glorioso, più di 80 associazioni hanno partecipato domenica, anche con la pioggia, ma eravamo il sole, hanno detto, prego. Sì, ecco qua ci vedete, qui ci sono tutte le presentazioni che sono state fatte per ogni associazione, appunto abbiamo potuto presentare la nostra associazione, spiegare che cosa facciamo, appunto perché noi siamo di supporto appunto per questi pazienti, una volta anche tornati a casa da questi interventi che sono di una certa importanza possiamo anche seguirli, c'è possibilità di confronto tra di noi e siamo sempre assistiti appunto dal centro del terzo livello. E qui abbiamo potuto presentarci tutti quanti, c'era una grossa partecipazione, c'era anche un momento appunto conviviale alla fine di tutto che non guasta sicuramente e ci siamo rivisti tra di noi perché abbiamo avuto anche altre occasioni per essere insieme. E ci fa sempre ben sperare perché da soli si fa fatica a chiedere magari appoggi o aiuti, invece assieme io penso che anche le autorità vadano meglio ad offrirci qualcosa, se siamo più associazioni, se c'è più vicinanza tra di noi. Ho l'idea appunto secondo me che anche le autorità possano darci qualcosa in più, ecco. Anche perché parlando di stomizzati uno può pensare ai diversamente giovani, ma non è proprio così, vero così. Mirella? Sì, spiega l'importanza anche di capire che veramente qualcuno deve conoscere la storia. Sì, infatti, parlando proprio della nostra associazione, appunto, non è detto che questa cosa della stomia accada soltanto ad una certa età, perché purtroppo accade anche nei giovani e quindi è un momento un po' particolare perché
perché ti trovi di fronte a un cambiamento proprio anche fisico, perché appunto c'è ti mettono questo sacchetto, praticamente io lo chiamo così, e tu devi accettare questa cosa. Non è sempre facile perché ti cambia un po' la vita e quindi ci sono persone che lo affrontano molto facilmente, che sono positive, però altre persone hanno bisogno proprio di essere all'interno di un'associazione, perché c'è un confronto tra di noi e un confronto anche nella vita di tutti i giorni, perché non condiziona tantissimo, ecco, però è una cosa un po' particolare. Quindi avendo delle persone a fianco a te che hanno già affrontato o che stanno affrontando, ti dà anche sicurezza, certezza, ti aiuta, ti dà positività, e noi siamo qui per questo, ecco, un po' aiutiamo anche dal punto di vista pratico, diciamo così, ma soprattutto è il confronto tra di noi, il sostegno che ci facciamo l'uno con l'altro, ecco, perché anche non perché è facile. avete fatto uno slogan bellissimo, sei un'opera d'arte. E infatti abbiamo avuto la nostra campagna che è ancora in esposizione presso il centro del terzo livello, appunto dal dottor Santoro, e questa campagna appunto dice siamo un'opera d'arte, ci sono le varie opere d'arte, mi viene in mente adesso parlo della Venere del Botticelli, e lì è stata apposta la stomia, si vede proprio che c'è la stomia all'opera d'arte del Botticelli, per dire che nonostante c'è questa cosa, questo sacchetto che tutto sommato ci ha salvato la vita, perché questa cosa ci salva la vita veramente. E quindi nonostante questo siamo comunque un'opera d'arte, perché abbiamo la possibilità di continuare la nostra vita molto semplicemente, possiamo fare tutto quello che facevamo prima nonostante abbiamo questo sacchetto. Io lo chiamo sacchetto, Mirella, scusami, ma è un sacchetto, lo chiami sacchetto perché devi cambiare il nome. Esatto, e sì. Soprattutto parlarlo in maniera normale, come stai facendo sì, tu. Perché si chiamerebbe stomia, ecco, però... No, fai bene però siamo un'opera d'arte, ecco. Perché... Poi vedremo anche le immagini di questa opera d'arte. Grazie. Come vede, glorioso, tante associazioni che si sono riunite con gazebo, senza gazebo, su questo parco meraviglioso del Sile, grazie al sindaco di Silea, al sindaca Rossella Cendrone, all'assessore, soprattutto Francesco Biasin, che hanno capito l'importanza di dare voce e spazio alle comunità. Però queste comunità, glorioso lo dica anche al Presidente Conte, io l'ho detto più volte che è stato l'unico che ci ha dato il 5 per 1000 che avevano accantonato in 2 anni, e ha detto questi non sono soldi nostri, dovete darglieli subito alle società. È stato l'unico, va detto, sapete che io ve l'ho raccontato, è stata la prima volta che noi abbiamo preso i 5 per 1000 tutti quanti, quelli che i cittadini avevano dato, perché lui ha detto non sono soldi che appartengono al governo, ma sono soldi che appartengono alle associazioni, e dateli. Adesso arrivano sempre più tardi, non so cosa sta succedendo, ma soprattutto glorioso questo volontariato che è sempre più schiacciato da una burocrazia terribile, bisogna pagare per fare i volontari, girare col commercialista, hanno fatto un caglierone pazzesco, tutti facciamo tutto, alla fine non facciamo niente perché troviamo le persone sempre più sole, sperdute e ammalate. Prego, glorioso. Guardi, io intanto faccio i complimenti alla signora Mirella, perché il tema del terzo settore, del volontariato in particolare, in generale, qui in Veneto è encomiabile, al di là della politica che non c'entra niente. In questo caso ci sono persone che gratuitamente si spendono, e non solo gratuitamente, anzi magari rimettendoci del proprio, perché adesso avere un'associazione non è come qualche anno fa, quindi ci vuole il commercialista, bisogna rientrare in certi ranghi, e quindi, come dici tu, Mirella, la burocrazia in questo caso spesso e volentieri impedisce alle persone, insomma, di esprimere veramente tutta quella volontà che hanno di fare del bene per il prossimo, ecco. La politica che compito ha? Dovrebbe avere il compito di aiutare, di stimolare insomma, l'associazionismo in generale. Qualche volta lo fa, io devo dire a Vicenza, perché io vengo da Vicenza, l'associazionismo è molto ben radicato, ci sono tantissime associazioni che si trovano attraverso delle consulte e insomma sono molto radicati nel territorio, sono molto, molto vivi. Ci sono certe parti, in questo caso del Veneto, ma più in generale d'Italia, invece, dove non è così. Ecco, compito della politica sarebbe quello di
slegare qualche laccio invece di riannodare qualche nodo, ecco. E per rispondere anche alla nostra Monica di Paese, una legge che veramente tuteli queste creature che sono gli unici amici dell'uomo, ormai sì, allora, prego. Qualcosa si è fatto, in realtà non c'è una legge specifica, ma sono stati introdotti nel codice penale qualche anno fa, adesso non mi ricordo neanche onestamente che governo ci fosse, eccetera, però qualche anno fa sono stati introdotti dei reati anche contro il maltrattamento degli animali. È chiaro che c'è ancora molto da fare in questo senso, ecco. Mentre invece per le persone più deboli e per diritti, diciamo così, da dare a persone che non ce la fanno in questo momento storico, credo che noi del Movimento 5 Stelle, seppur con i nostri limiti, insomma qualche passo da questa parte l'avevamo fatto con l'introduzione del reddito di cittadinanza, con tutte le storture, per carità, ma insomma il principio era quello di dare una mano a chi non ce la faceva. Ricordo che spesso e volentieri i percettori dell'allora reddito di cittadinanza era gente che lavorava e che con il loro stipendio non ce la faceva arrivare al minimo sindacale, che quindi gli veniva erogata una somma per integrare lo stipendio che era talmente basso che non ce la facevano raggiungere un minimo di stipendio dignitoso, ecco. Qualcuno vi accusa di aver dato troppi bonus, di avere avuto una maglia troppo larga, sapendo veramente che siamo il paese dei furbi, che il furbo è dentro l'angolo, e forse questo reddito di cittadinanza doveva essere distribuito dai comuni, dai sindaci, dai servizi sociali. Io ho sempre detto che era nato anche bene, il problema è che poi è caduto il governo ed è successo il finimondo. Il reddito di cittadinanza l'aveva firmato anche la Lega, all'epoca era anche la Lega al governo. Prego, Glorioso. Ma è vero quello che dici, però è anche da premettere che non dobbiamo fare diventare una normalità che siamo il paese dei furbi. Io mi auguro... che ce l'abbiamo nel DNA, scusa Glorioso, lo so, che state però attenti, bisogna, nel DNA purtroppo. Io mi auguro di vivere in un paese nel futuro dove non è che fa strada il furbo, dovrebbe far strada chi ha le capacità, perché se accettiamo questa cosa, diciamo, partiamo sconfitti. Dopodiché sulle modalità, quindi più tecnicamente quello che chiedi tu, sì è vero, probabilmente bisognava costruirlo in maniera migliore, però se ci limitiamo a dire che non introduciamo una norma o un bonus o qualcosa a favore delle fasce più deboli perché abbiamo paura delle storture, allora non dovremo fare niente. Abbiamo le pensioni di invalidità. Allora è il controllo che manca, Glorioso, non l'offerta. Certo, la risposta non può essere togliamo la pensione di invalidità perché abbiamo i falsi invalidi. Ma ci vuole il controllo. Ci vuole il controllo. Il controllo deve essere dato da chi? Dalle autorità che sono preposte a controllare, quindi Guardia di Finanza, Polizia di Stato, piuttosto che, semmai il tema potrebbe essere diamo effettivamente più risorse a chi dovrebbe fare determinati controlli che non riesce a fare. Abbiamo Giulia da Venezia, la nostra Giulia. Come stai, Giulia? Sì, Mirella, ciao. Grazie Mirella. Sì, mi sto riprendendo bene, però sto ancora facendo le terapie. Ti ringrazio. Buongiorno a tutti e anche gli ospiti che hai là. Allora Mirella, anch'io come mi hai sentita fino adesso? Sì, bene, bene Giulia. Sì, anch'io come la signora Monica che ha chiamato prima, sono come del signor che hai là. 5 Stelle. Porca miseria. Sì. Grazie mille. Guarda se ti sentono i leghisti che dicono che il Veneto è della Lega, stamattina fanno salti per aria che dicono il Veneto è nostro della Lega. Vai Giulia. La malinconia del presidente Conte era un gran signore, Mirella, perché lui era molto umile. Quando diceva qualcosa era di una... Adesso Mirella sono come si dice, di arroganti, non sanno far niente, non chiedono mai scusa nonostante tutto quello che combinano. E poi Mirella, io non mando giù quel dittatore che avevano tra le mani che massacrava.
le persone che l'hanno portato a casa con volo di Stato. E allora io, Mirella, non voglio far parte di questi personaggi. Volevo, Mirella, innanzitutto ringraziarti che ho visto il banco, tutto quello che fai per le persone bisognose, e farvi tanti auguri di buona Pasqua e buone feste, se non riesco a prendere la linea domani o dopodomani. E vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Ciao Mirella. Grazie, ciao, cara Giulia, anche a te un grande grazie, veramente. Vedete queste persone diversamente giovani che chiamano, che hanno voglia di dire anche loro come la pensano, e questa è la grande forza di Sveglia Veneti, Glorioso, di dare voce a chi non ce l'ha mai, ed è una cosa importantissima. Qui continuano a mandarmi messaggi, non vi li leggo neanche, se no prendete paura, le persone che hanno bisogno. Dopo io ho finito qua, devo fare il giro, anche se è brutto tempo, anzi arriverò anche vicino a Vicenza oggi a portare un po' di conforto dove non sono riuscita ad arrivare con i miei volontari. Però Glorioso è una fase drammatica, specialmente anche per le aziende. Ecco, andiamo a vedere anche la CGIL cosa dice proprio di queste crisi aziendali. Andiamo a sentire, andiamo a Venezia. Noi oggi abbiamo 23 tavoli di crisi aperta in regione, più 17 di monitoraggio. Sono situazioni molto diverse tra di loro. Emerge il metalmeccanico con 1/3 di queste situazioni, poi abbiamo la moda, ma abbiamo anche il commercio e anche la logistica con i cambi d'appalto che sono complessi. Questa situazione è purtroppo in crescita e coinvolge oltre 10.000 lavoratori. I dati esaminati dalla CGIL regionale su cassa integrazione e licenziamenti sono preoccupanti. Nel 2024 sono state autorizzate il 44% di ore in più rispetto al 2023 di cassa integrazione ordinaria. Ad oggi sono 221 le aziende che hanno presentato istanza per la composizione negoziata della crisi, che dà più tutele ai lavoratori. Tra i casi recenti più eclatanti anche quello di Coina Vicenza. L'azienda, nel caso in cui debba chiudere il punto vendita, che speriamo non avvenga ovviamente, ha detto che non licenzierà nessuno e ha proposto il ricollocamento presso gli altri punti vendita, quelli più vicini, che sono almeno quelli di Padova e di Mestre. Il problema è che, ripeto, molti colleghe che hanno famiglie ovviamente rappresenterebbe un problema. Da Vicenza a Castelfranco, dove per i dipendenti della Berco si sta cercando una soluzione. Noi adesso siamo in cassa integrazione fino al 4 di maggio e finita questo termine avremo ancora probabilmente un residuo a disposizione, ma si interromperà la cassa perché ci saranno anche là, come ci avevano annunciato precedentemente, delle uscite. Comunque ci terrà sempre la volontarietà del dipendente all'uscita, che penso che questo sia già un risultato importante. A queste situazioni si aggiunge l'incognita dazi. La nostra regione, le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 10%, però abbiamo settori che sono molto votati a questo mercato, che sono soprattutto quelli della moda, dell'occhialeria, e quindi avremo delle ripercussioni importanti. Allora, Glorioso, cosa diciamo a queste persone che sono famiglie poi alla fine, che fanno sempre più fatica, perché qua purtroppo anche nel nostro paese lavorando si restano poveri di più fra poco. Cosa sta succedendo, Glorioso, e come avete intenzione di muovervi? Sta succedendo che il lavoro non è pagato adeguatamente, perché lavorare è un principio sicuramente corretto, però il lavoro deve essere retribuito, lo dice la nostra Costituzione, in modo da consentire una vita dignitosa, e questo non sta più avvenendo, e non sta più avvenendo da un bel pezzo. Non sta avvenendo né se facciamo riferimento ai lavoratori dipendenti, perché il potere d'acquisto è sempre minore, né sta avvenendo, e lo succede, anche questo è diventata una cosa normale, se facciamo riferimento ai lavoratori autonomi, che autonomi non sono, ma sono solo dei finti dipendenti in molti casi. E tutto questo sta diventando normale. Questo non deve essere, la CGIL l'ha segnalato, continua a segnalarlo. Adesso ci sono dei referendum l'8 e il 9 giugno proprio su questo tema. Noi abbiamo aderito come Movimento 5 Stelle e veramente il primo passo è questo:
andate a votare per quello che riguarda il referendum sul lavoro per cancellare, diciamo, alcune norme che hanno fatto sì che il lavoro diventi sempre più precario e sempre più mal pagato. Più chiaro di così adesso vedremo, ecco, il popolo italiano come si esprimerà, perché è fondamentale, però è fondamentale partecipare. Ecco, dovete capire che siete voi poi alla fine che deciderete anche il futuro di molti, perciò pensate bene quando andate a votare, perché è importante questo voto che darete anche con i referendum. Allora vediamo anche Sport senza barriere, interviste incontinenti e stomizzati. E siamo con Barbon Mirella, un'altra associazione. Prego, cosa rappresentiamo oggi con questi bellissimi pannelli che avete portato? Allora, noi siamo ATIS, Associazione Incontinenti e Stomizzati di Treviso, e seguiamo un po', diciamo, i pazienti che hanno questa patologia, facendo capire anche che si può vivere appunto con questo presidio medico tutti i giorni con nessun problema, insomma, ecco, si può affrontare la vita proprio come si affrontava prima, e siamo appoggiati appunto dalle dottoresse stomiste. Qui abbiamo la dottoressa Maria che ci seguono in questo percorso, così ci danno spiegazioni nella nostra problematica che si può presentare durante la giornata, nei giorni che trascorriamo. E siamo qui anche oggi per diciamo, divulgare l'avvenimento che ci sarà il 27 settembre all'ospedale Cafoncello, presso la sala convegni. Ci sarà un incontro multidisciplinare guidato dal dottor Santoro, dalla dottoressa Rita Cia e dalla dottoressa anche Maria. Vuoi dire tu qualcosa, Maria? Allora, intanto salutiamo anche il dottor Aiello Santoro, che sempre anche l'anno scorso era presente con la dottoressa Rita Cia. Allora, dottoressa, si presenti, lei è? Io sono Maria Danci e seguo il distretto di Asolo, che comprende l'ospedale di Castelfranco, ospedale di Montebelluna, e soprattutto mercoledì lavoravo quasi sempre a Cafoncello. Adesso che il nostro team con il rientro della collega praticamente della maternità, insomma siamo un po' più, non siamo più sotto organico, dunque abbiamo anche il tempo migliore per seguire e per dare attenzione al paziente bisognoso. E certamente cerchiamo di fare un approccio multidisciplinare, divulgare proprio queste patologie che sono importantissime e difficili oggi come oggi ancora da accettare e da vivere. Allora, il mio motto, dottoressa, è più prevenzione, meno pannolone, perché questo pannolone che forse la donna da quando nasce lo porta fino alla fine, mentre l'uomo, molti uomini fanno fatica ad accettare. È ancora così o qualche passo in avanti si è fatto grazie anche alla prevenzione e all'informazione? Abbiamo fatto un passo gigantesco in avanti, in quanto si riesce a prevenire con la divulgazione e soprattutto non è più un tabù come prima. Allora noi facciamo anche riabilitazione del pavimento pelvico, non solo al paziente stomizzato, anche a prostatectomie radicali, altri tipi di patologie dove i pazienti hanno veramente bisogno del nostro aiuto e del nostro sostegno. Per un percorso anche difficile. Un percorso riabilitativo molto difficile. Grazie a voi. Ecco, guardate le immagini, siamo un'opera d'arte, perché è proprio vero, siamo un'opera d'arte. Allora, Mirella Barbon, come ci saluti? Allora, intanto vi ringrazio per essere qui questa mattina, per averci invitato qua, perché abbiamo sempre bisogno di farci conoscere, abbiamo bisogno di visibilità per essere vicine alle persone che magari ancora per loro è magari un tabù o non vogliono, si trovano in difficoltà, e quindi far sapere che noi ci siamo e possono contattarci in qualsiasi momento. Al Cafoncello appunto c'è questo centro di riferimento del terzo livello, diciamo condotto dal dottor Santoro e dalla dottoressa Rita, quindi non siamo soli, siamo all'interno c'è un punto di riferimento importante, quindi siamo qua, ecco, contattateci, grazie. Sentiamo anche Glorioso come ci saluta, Movimento 5 Stelle, cosa vuole dire? Io ringrazio te ovviamente dell'invito, è la prima volta che vengo qua, mi ha fatto molto piacere, è un ambiente bello
familiare e quindi vi ringrazio per la gestione di questo programma. Dal mio punto di vista devo dire che il Movimento 5 Stelle c'è. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un percorso, è un partito politico serio, fatto di persone serie che si stanno dando da fare. Quindi prima cosa andate a votare perché la democrazia è partecipazione, senza quella non si va da nessuna parte. E per catturare i giovani, Glorioso, cosa bisogna fare? Bisognerebbe dargli qualche prospettiva e qualche opportunità in più, Forse farli votare a 16 anni, sa che io lo dico da anni, lo fanno anche in altri paesi, forse cambieremo anche aria. Forse potrebbe essere anche questa una ventata di cambiamento, perché no, accolgo la provocazione, ma non solo, con entusiasmo. Sono 2 anni che la dico, speriamo che qualcuno la capisca, perché diamo pure il patentino e li mettiamo in una strada, perciò io penso che siano anche in grado di esprimere anche quello che vogliono. Grazie a questi ospiti che abbiamo avuto questa mattina, tantissimi, tutti bravissimi, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a voi. Oggi vi presentiamo delle costicine di agnello panate con i semi di sesamo. Useremo un carré di agnello a 8 coste che andremo a tagliare adesso in piccole costicine. Useremo del pane grattugiato, del parmigiano nelle stesse proporzioni. Qui abbiamo dei semi di sesamo, un po' di insalatina di contorno e delle uova. Cominciamo con il tagliare il nostro carré d'agnello. Dopo aver tagliato il nostro carré, prendiamo le uova, ne rompiamo un paio in una terrina. Ecco, non useremo farina per impanare le costicine d'agnello. Questo perché la farina non ci permette di tenere ben attaccata la carne alla panatura. Sbattiamo leggermente le uova, ci mettiamo un pizzico di sale e poi iniziamo a panare il tutto. Abbiamo leggermente salato l'uovo e prendiamo le nostre costicine e le passiamo nell'uovo in questa mistura di pane e parmigiano che abbiamo in precedenza preparato. Questo è il primo passaggio. Dopo di questo ripasseremo nuovamente, premiamo un attimino bene, ripassiamo nuovamente nell'uovo e la seconda panatura che andiamo a eseguire la eseguiamo con i semi di sesamo. Ecco qui. Proseguiamo, prepariamo altre 2 o 3 costicine e poi le portiamo in cottura. Allora, le costicine sono pronte per essere cotte. Mentre attendiamo che l'olio si scaldi, prendiamo 2 foglie di radicchio castellano, un paio di foglie di insalata verde, un po' di rucoletta e andiamo a preparare la base su cui poi appoggeremo le nostre costicine. Tagliamo in striscioline l'insalata e la disponiamo nel piatto. Sarà una bella nota di colore. 2 carotine. Ecco, con questo noi abbiamo preparato la base su cui poi andremo a appoggiare le costicine d'agnello. Ed ora andiamo a cuocerle. Il nostro olio è pronto, mettiamo a friggere le nostre costicine, possibilmente al sangue. Se non vi piace molto il sangue potete portarle un po' più avanti di cottura, ma non cuocetele troppo perché altrimenti l'agnello non è più saporito come dovrebbe essere. Un minutino per parte. Dopodiché le toglieremo dall'olio bollente. Io direi che la rosolatura va benone, quindi iniziamo a tirare fuori le nostre costine, le appoggiamo
su un foglio di carta assorbente, dopodiché andiamo a comporre il nostro piatto. Eccoci qui, condiamo leggermente la nostra insalatina di base con un pizzico di sale e pepe, un goccetto di olio, dopodiché disponiamo le nostre costicine d'agnello . Se vogliamo proprio fare una cosa simpatica, gli abbiamo fatto un cappellino e io direi che questo è un contorno abbinato che sicuramente vi farà molto piacere e vi permetterà di gustare appieno il sapore di questo agnello.